Buongiorno e ben ritrovati in diretta. Pochi secondi e saranno le 12 in punto per aggiornarvi naturalmente come ogni giorno sulla cronaca, ma anche sul fronte emergenza coronavirus. Sono ore, giorni decisivi questi per delineare le misure che entreranno nel nuovo DPCM in vigore dal 4 dicembre e proprio intorno alle 10:30 è iniziato la videoconferenza tra il ministro Boccia e le regioni, i comuni e le province per discutere degli aspetti del nuovo DPCM. Sappiamo che ci sono ancora molti nodi da sciogliere, tra questi gli spostamenti tra le regioni, la riapertura degli impianti sciistici, la gestione di quelle che saranno le festività natalizie ormai in arrivo. Ci sono alcune indiscrezioni che arrivano dai quotidiani nazionali che parlano di una stretta che dovrebbe essere mantenuta dal governo almeno fino a metà gennaio. Addirittura si parla di alberghi e resort in montagna chiusi dal 20 dicembre al 12 gennaio, questo per impedire che accada quello che è successo in estate e quindi con le località di vacanza prese d'assalto. Staremo a vedere quello che accadrà di questo inizieremo proprio a parlare di questo insieme al mio primo ospite che vedo già in collegamento. Naturalmente alle 12:30 la conferenza stampa, il punto stampa del governatore Zaia per capire che cosa è emerso da questo nuovo incontro con il governo. Vado subito a salutare e lo ringrazio per essere con noi Renzo Minella, presidente ANEF Veneto. ANEF è l'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari. Buongiorno Presidente e ben ritrovato. Buongiorno, grazie a voi. Allora Presidente, io partirei proprio da queste ultime indiscrezioni che abbiamo visto pubblicate un po' nei vari siti, ovvero la volontà del governo, ci sarebbe, è giusto usare il condizionale, la volontà del governo di tenere chiusi in montagna alberghi e resort, questo per evitare situazioni pericolose. E questo arriva poco dopo che invece tra le varie ipotesi c'era quello di riaprire proprio gli impianti sciistici ai clienti degli alberghi o ai proprietari delle seconde case che avrebbero raggiunto per le festività la montagna. Cosa ne pensa di questa possibilità di bloccare quindi gli spostamenti? Il blocco degli spostamenti è la preoccupazione che noi impiantisti abbiamo avuto fin dal primo momento, cioè aprire le nostre schiare, i nostri impianti, le nostre piste senza avere la garanzia della possibilità di raggiungerle e soprattutto di raggiungerle con dei numeri significativi è un'operazione che per noi era antieconomica, sarebbe non sostenibile sotto l'aspetto economico. Quindi anche l'ipotesi di ieri di aprire per i residenti o per chi prenota una notte in albergo l'abbiamo accolta con attenzione e anche diciamo con una certa soddisfazione per il fatto che i nostri assessori, i nostri presidenti di regione si preoccupano di far partire comunque a tutti i costi la stagione. Dall'altra parte però dobbiamo fare i conti con quelli che sono comunque i costi per poter mettere in moto la macchina organizzativa per quanto riguarda una schiarea e per poter offrire anche a questi pur pochi sciatori un'offerta significativa di sciabilità, quindi affrontando dei costi importanti appunto per far partire, costi che peraltro abbiamo già iniziato a sostenere a partire dall'innevamento, perché comunque in questi giorni stiamo comunque innevando, e a partire anche dalle revisioni e quant'altro per far partire la stagione. Quindi sì, benissimo tutto. Poi oggi abbiamo visto quest'altra notizia, c'è questo susseguirsi di notizie quotidiane. Io direi di attendere il prossimo DPCM che farà chiarezza su tutti questi punti di domanda. Quindi voi vi siete già messi in moto, anche se non c'è una data precisa, anche se sembra ormai definitiva la decisione di non riaprire per Natale, ma eventualmente a gennaio, voi comunque avete dovuto prepararvi lo stesso? Il nostro settore è un settore che necessita di programmazione e non è un settore che si apre, diciamo, dalla mattina alla sera. Questo noi abbiamo bisogno comunque di investire, di dedicare del tempo per preparare le piste, per produrre la neve qualora non arrivasse
dal cielo, preparare le piste, metterle in sicurezza e poi avviare i nostri impianti. Quindi una decina di giorni servono proprio per le aperture. In questo momento ci siamo tutti attivati grazie a queste finestre di freddo che stanno arrivando nella produzione di neve, in attesa comunque che arrivi anche neve dal cielo. Però sappiamo che la neve programmata ci dà più garanzia, soprattutto durata, anche per poter poi affrontare, se fosse, anche il finale di stagione. Quale potrebbe essere il giusto compromesso tra le varie parti? Da una parte le regioni che sappiamo spingere, insomma il Presidente Zaia lo ha detto spesso, ecco, almeno quello di riaprire o laddove si decida di coordinarsi con l'Europa, perché se l'Europa rimane aperta, se le località proprio al confine con l'Italia continuano a rimanere aperte, la Svizzera ha detto noi restiamo aperti, non ci sono situazioni che ci portino a chiudere, il giusto compromesso quale potrebbe essere, Presidente? Ma noi abbiamo lavorato tanto assieme appunto alla Conferenza delle Regioni sui protocolli o sul protocollo per affrontare un'eventuale apertura. Il protocollo è stato definito, non sappiamo ancora se il Comitato Tecnico Scientifico lo ha approvato, comunque è un protocollo che ci impegna tantissimo e che ci responsabilizza in modo molto forte. Su questo siamo pronti ad affrontarlo e a dare comunque le risposte che il governo, che il CTS ci chiede, pur di aprire. E il compromesso giusto a questo punto, saltando il Natale, che comunque ricordo per noi pesa dal 30 al 40% sui nostri fatturati, potrebbe essere quello che se la curva epidemiologica cala in modo significativo, se le regioni non saranno, diciamo, la mobilità fra le regioni non è limitata, se qualche Stato potrà aprire le proprie frontiere e farà arrivare i turisti stranieri anche da noi, puntare a un febbraio, un marzo, con la Pasqua comunque vicina, anche per arrivare a metà aprile in maniera importante, magari con un innevamento ottimale, questo potrebbe in qualche modo limitare quelle che sono le nostre perdite, che comunque già sappiamo essere molto molto importanti. Noi mediamente oggi programmiamo perdite che possono andare dal 50-70% per quanto riguarda questa stagione invernale, quindi riuscire a limitare queste perdite sarebbe un aiuto importante per il proseguo delle nostre attività e guardando al futuro con un po' di più ottimismo. Per quanto riguarda invece la chiusura dei paesi limitrofi, gli stati limitrofi, è notizia di ieri che anche l'Austria si sta adeguando alla chiusura per quanto riguarda il periodo natalizio, la Francia lo aveva già fatto e anche la Germania, rimane la Svizzera, e su questo credo che i nostri governi e le nostre regioni sapranno come diciamo, tutelare anche le nostre società e il nostro paese nei confronti di questi stati, insomma, che non si adeguano alle regole. Ecco. Se dovessero essere, lei giustamente ha detto aspettiamo il DPCM prima di sbilanciarci, però se dovessero essere confermate queste indiscrezioni e quindi spostamenti possibili dal 12 gennaio e proprio nel culmine di quello che sarebbe l'avvio della stagione, quindi vacanze natalizie, Capodanno, sappiamo che molti sceglievano proprio la montagna per trascorrere il 31 dicembre, se dovesse essere confermato questo blocco e una riapertura dal 12 gennaio, indicativamente sono queste le date che si prospettano, che cosa significherebbe in termini di perdite? Lei ha parlato insomma 60-70%, solo il 30-40% per il Natale, cosa significherebbe? Si riuscirebbe ancora a salvare la stagione? No, la stagione è compromessa, cioè la stagione era compromessa ancora prima della chiusura, dell'eventuale chiusura natalizia. Quindi a questo punto direi che l'attività che noi dobbiamo portare avanti è orientata solo a un contenimento delle perdite. La stagione non la salviamo, ma non la salviamo noi come impianti, ma non la salva neanche tutto l'indotto, penso ad alberghi, rifugi, noleggi, scuole sci, cioè siamo tutti nella stessa situazione e cerchiamo solo in questo momento di sopravvivere a questo momento, a questa stagione, cercando poi di essere pronti
qualora le cose si sistemeranno e guardando con ottimismo alle prossime stagioni sia estiva che invernale. E non dimentichiamoci che fra l'altro la nostra regione, la nostra provincia si accinge ad ospitare eventi importanti, vedi i mondiali di sci Cortina, per non parlare poi delle Olimpiadi. Quindi per fare tutto ciò dobbiamo avere delle società, delle aziende sane che possono comunque affrontare gli investimenti che necessiteranno per poter affrontare questi importanti eventi nel migliore dei modi. Un anno fa a quest'ora si aspettavano solo i turisti, immagino. Sì, un anno fa a quest'ora avevamo già le piste pronte, ci si avvicinava al ponte dell'Immacolata con tantissimo ottimismo, come poi i risultati hanno poi evidenziato. Abbiamo chiuso comunque una stagione con un mese di anticipo, ma una stagione record sotto tutti i punti di vista. Quest'anno sarebbe stata la prova del 9. Oltretutto le nevicate che stiamo aspettando adesso nei prossimi giorni sono nevicate importanti che avrebbero dato la possibilità e la spinta proprio a una partenza di stagione invernale altrettanto importante come quella dello scorso anno, e questo ovviamente dispiace a noi per primi, ma penso dispiace anche al popolo della montagna, al popolo dello sci. Avete speranze nei ristori, Presidente? Il tema dei ristori? Prego. Sì. Il tema dei ristori è un tema importantissimo che stiamo affrontando come ANEF nazionale, appoggiati da Confindustria e Federturismo, su tutti i livelli e su tutti i tavoli della politica e delle istituzioni, perché oggi tenere in piedi e mantenere in piedi le nostre società è una grande sfida. Come dicevo prima, noi dobbiamo comunque riuscire a superare questo momento ed essere pronti a ripartire. Quindi qualsiasi tipo di ristoro possa arrivare, sia sotto l'aspetto monetario, ma anche attraverso sgravi e aiuti, ammortizzatori sociali e quant'altro, sarà per noi ben accetto e ne avremo assolutamente bisogno, perché il mercato dello sci, il nostro settore è un settore molto complesso che richiede tanta competenza, ma anche tanti investimenti che abbiamo affrontato in questi ultimi anni e che in qualche modo devono essere sostenuti. Presidente, io la ringrazio davvero tanto e io già le darei appuntamento a gennaio per parlare della situazione, per aggiornarci, sperando di parlare di piste e di impianti in funzione, e quindi questo significherebbe che anche la situazione epidemiologica è in miglioramento. Io ringrazio davvero tantissimo il Presidente di ANEF Veneto, Renzo Minella, naturalmente buon lavoro e ci riaggiorniamo a presto. Grazie per averci coinvolto in questa trasmissione, e per noi altrettanto vorremmo sentirci a gennaio in una situazione sanitaria sicuramente migliore, che è, direi, in questo momento l'obiettivo primario al quale tutti dobbiamo perseguire, assolutamente. Ce l'auguriamo davvero tutti. Grazie Presidente, a presto, buon lavoro. Grazie a voi. E ieri, durante la nostra trasmissione Ring, è intervenuto il patriarca di Venezia, Monsignor Moraglia, che ha parlato di vari temi, naturalmente a partire dalle dichiarazioni del ministro Boccia, che tanto hanno fatto discutere della possibilità di anticipare la messa anziché a mezzanotte alle 22, e questo per una sorta di coprifuoco, e poi ha parlato di vaccini, ha parlato anche della guerra a cui abbiamo assistito in questa pandemia tra scienziati, e poi anche ha parlato della politica. Sentiamo le parole del Monsignor Moraglia. Che i ministri si concentrino su quello che è il loro dovere e non si preoccupino tanto dell'ora in cui è nato, sarebbe nato Gesù bambino, perché la celebrazione liturgica non ha mai inteso intercettare l'ora della nascita di Gesù. La cosa fa anche abbastanza sorridere. La liturgia ordinaria della Chiesa prevede per esempio la messa nel pomeriggio, la messa nella vigilia, la messa di Natale, intendo dire, la messa nella notte di Natale, la messa della mattina di Natale, del giorno di Natale. Quindi si può celebrare ordinariamente. Ricordo che
per la Chiesa il giorno inizia con la celebrazione dei Vesperi, quindi nel tardo pomeriggio, nella prima serata, si è già a tutti gli effetti liturgicamente nel giorno successivo, e quindi non è un problema quello che ha agitato o ha cercato di risolvere il ministro Boccia. Noi vogliamo obbedire alla legge come dei buoni cittadini, che però, ripeto, hanno anche la maturità di comprendere come gestire loro le celebrazioni, e senza aver bisogno di consigli teologici di chi magari è meno attrezzato come studi in materia. La qualità della vita dipende da tanti fattori, da tanti elementi, e uno di questi è certamente molto importante, è la scienza. Noi abbiamo bisogno di sicurezza, però molte volte stiamo assistendo in questi mesi a delle diatribe, a dei combattimenti tra i virologi che dicono tutto e il contrario di tutto, si delegittimano certe volte, più volte al giorno, con teorie, opinioni, ipotesi. Ecco, tutto questo non fa bene alla nostra gente. Certamente dietro il vaccino c'è da pensare che ci siano anche un'infinità di interessi economici enormi. Quindi la fretta non è mai una buona consigliera, e i vaccini hanno bisogno di essere testati e di essere sicuri. Anche chi non fa politica ha bisogno di una politica buona, di una politica diversa da quella che noi vediamo attualmente. Chi governa, al di là della coalizione che rappresenta, deve essere capace di dare una linea unitaria e non essere in dubbio o litigioso o in contrasto anche su quelle che possono e debbono essere le linee fondamentali di una politica, soprattutto di una politica chiamata a gestire una realtà importante, delicata e di sofferenza, come è quella che noi stiamo vivendo come popolo italiano, ma penso all'Europa, penso al mondo. Queste le parole del Patriarca di Venezia. Adesso noi ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria. Restate con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta, vi ricordo alle 12.30 il punto stampa del Presidente Zaia, anche per capire che cosa è emerso dall'incontro con il governo per il prossimo DPCM. Abbiamo parlato con il precedente ospite di montagna e quindi di vacanze proprio in vista del Natale. C'è un settore, tutto quello legato ai viaggi, che sta risentendo pesantemente della crisi legata alla pandemia. Di questo parliamo insieme a Lidia Pagnanini, titolare di un'agenzia di viaggi a Treviso. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Allora, una situazione difficile, un settore che sta pagando e continua a pagare le ripercussioni legate alla pandemia. Com'è la fotografia attuale del vostro settore? Chiaramente non è sicuramente una bella immagine. Noi siamo in lockdown ormai fermi da marzo 2020, una piccola breve parentesi estiva in cui ci ha visto fare qualche piccola prenotazione su base comunque nazionale più che altro, e poi di nuovo il nulla. Parliamo di un settore veramente di una realtà molto in sofferenza, di fatturati che sono calati del 90-95%, di una crisi proprio enorme. Qualche settimana fa l'associazione di categoria, della vostra categoria, ha lanciato l'allarme rischio chiusure. Da quello che sente anche dai suoi colleghi, c'è questo timore di non farcela, magari anche realtà più piccole? Purtroppo sì, perché chiaramente non siamo sostenuti. Abbiamo ricevuto finora un piccolissimo aiuto, un piccolo fondo perduto che riguarda solo il mese di aprile. È vero, il personale è in cassa integrazione, però tutte le spese vive
che un'attività deve sostenere continuano ad esserci. Siamo stati esclusi da tantissimi ristori, abbiamo usufruito di un credito d'imposta di uno sgravio dell'affitto sui 3 mesi fino a giugno, poi per ora non ci spetta nulla, siamo fascia gialla, ma in realtà noi siamo tutti in lockdown. Siamo in attesa di un fondo perduto che dovrebbe arrivare per il turismo, ma qua abbiamo paura di diventare mummificati, quindi prima di vederlo sul conto, sinceramente. Si parla di un ristori quater nel quale potrebbe essere proprio inserito anche il vostro settore, ma il timore che rimanga solo sulla carta è tanto. Purtroppo sì, purtroppo sì. Speriamo che si accorgano di noi, speriamo che si accorgano che siamo una realtà importante, che siamo state tante attività merceologiche, seppur gravemente penalizzate, perché ormai parliamo di una desertificazione totale dell'economia, quindi un po' tutti i settori sono toccati, ma comunque possono lavorare, se non altro in parte, anche ridotti, ma possono lavorare. Il turismo è proprio fermo, per noi non c'è alcuna possibilità di organizzare nulla, di ripartire al momento in nessun modo. Solitamente verso fine anno molti già si proiettano alle vacanze estive, si cerca magari di prenotare prima per avere magari anche prezzi agevolati. Quest'anno non va così? No, assolutamente no, non c'è nessuna richiesta al momento per l'estate, visto il momento, la pandemia che comunque non accenna ad arrestarsi e gli sconsigli che ovviamente vengono dati per muoversi addirittura dalla propria regione. Non mi sembra che ci sia apertura in tal senso e comunque la gente chiaramente non pensa a giugno non sapendo neanche quello che ci sarà a gennaio. Cos'è che più preoccupa? L'incertezza, il rischio di dover fare quarantene sia quando si arriva nel paese che quando si rientra in Italia? Che cosa blocca anche in una scelta? Insomma, si dice che dovremo fare i conti almeno fino ad aprile, per cui insomma la stagione estiva, come è accaduto quest'anno, dovrebbe in qualche modo essere salva. Cos'è che voi capite dai vostri clienti che li spaventa particolarmente nel programmare anche una vacanza estiva, che potrebbe essere anche un modo per distrarsi da questo periodo difficile? Beh, ovviamente li spaventa l'incertezza sanitaria, hanno paura di ammalarsi, hanno paura di spostarsi, di perdere i loro punti fermi, li spaventa magari anche l'incertezza economica perché, voglio dire, stiamo vivendo una crisi che fino ad ora non si era vista, per cui magari aspettano un po' più sottodata, sempre restando magari che la situazione sanitaria migliori, vedono anche di fare un po' i conti con il portafoglio. I ristori, anche laddove arrivassero, non sarebbero sufficienti, immaginiamo, a coprire quelli che sono stati i danni economici riportati? No, assolutamente no. Nessun ristoro previsto finora può coprire i danni economici di questo anno di fermo, e comunque di un anno nel 2021 che non crediamo possa essere migliore di questo, quindi un altro anno difficile, un altro anno sicuramente con grandissime perdite economiche, sperando che tutto si possa risolvere già nel 2021. Gli albergatori ci dicevano ancora settimane fa che perlomeno ci vorranno un paio d'anni per recuperare quanto perso, si prospettava una data vicina al 2023. Vedete anche voi prospettate anche voi questo termine per recuperare perlomeno quanto finora perso? Sì, anche noi pensiamo che nel 2023 cominceremo a vedere un pochino di ripresa, ma per tornare diciamo ai fatturati del 2019 o comunque a quella che era la movimentazione del 2019, secondo me dovremmo arrivare a un 2025 più o meno. Ci vogliono anni per recuperare questo blackout sicuramente. Grazie davvero per questo suo intervento e in bocca al lupo per il futuro, sperando che almeno arrivi una risposta in termini di ristori da parte del governo. Grazie a Lidia Pagnanini, titolare di agenzia di viaggio di Treviso. Grazie, buon lavoro, sperando che arrivino tempi migliori.
Grazie a voi e speriamo veramente, ci speriamo tutti. Grazie e a risentirci a presto. Questa è la situazione anche sul fronte agenzia di viaggio. Vedete alle mie spalle la sala stampa dell'unità di crisi della protezione civile di Marghera. A minuti l'arrivo del presidente Zaia, anzi probabilmente è già in arrivo. Abbiamo visto dei movimenti. Intanto il coprifuoco resta alle ore 22, anche a Natale e Capodanno bar e ristoranti chiuderanno alle 18 come ora anche nelle regioni gialle, come dovrebbero diventare tutte entro le festività, e quanto sta emergendo da parte del governo nell'incontro in videoconferenza tra il ministro Boccia e le regioni. Secondo quanto si apprende, il sistema a zone con 3 colori resta comunque in vigore. Questo dunque è quello che si prospetta, quindi coprifuoco alle 22 e bar e ristoranti chiusi alle 18 anche nelle zone gialle. Do alcune notizie di cronaca in attesa che arrivi il presidente Zaia. E allora, una donna di 66 anni è stata tratta in salvo la scorsa notte dai vigili del fuoco, che l'hanno trovata svenuta per il fumo inalato nell'incendio del suo appartamento a Valstagna nel Vicentino. Le fiamme sono divampate poco dopo le 23. I pompieri arrivati da Bassano e in supporto da Feltre con 2 autopompe, un'autobotte e 10 operatori sono entrati con l'autorespiratore nell'appartamento completamente invaso dal fumo, trovando la donna svenuta all'interno, che è stata subito portata fuori assistita dal personale del SUEM. E poi la vicenda del clochard bruciato vivo a Verona l'8 luglio del 2019 alla stazione di Villafranca di Verona. Sono stati tutti condannati all'ergastolo i 3 imputati per l'omicidio di Vasil Todirean, tutti accusati, ritenuti colpevoli di omicidio pluriaggravato. La sentenza emessa ieri sera, a tarda sera, dalla Corte d'Assise di Verona, presieduta da Sandro Sperandio, ha accolto in pieno le richieste del pubblico ministero Elvira Vitulli. E poi un automobilista è stato salvato dall'incendio della propria vettura grazie al pronto intervento di un tir che aveva tamponato. L'episodio è avvenuto questa mattina all'alba lungo la tangenziale di Mestre, nei pressi dell'area di servizio Bazzera Nord. I vigili del fuoco arrivati da Mestre hanno del tutto spento le fiamme già abbassate dall'intervento dell'autista del camion, che ha utilizzato un estintore. Il conducente dell'auto, rimasto ferito, è stato preso in cura dai sanitari del SUEM e trasferito all'ospedale. Sul posto il personale ausiliario Autovie Venete e la Polstrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora. E questa mattina è stata una giornata nera sul fronte traffico anche a Treviso per un incidente accaduto alle prime ore di questa mattina. Lo vedete, di un camion uscito di strada autonomamente, finendo poi contro il guardrail della tangenziale di Treviso. Il camion proveniva da Treviso e stava andando, per capirci, verso Oderzo poco prima dell'uscita per Silea. È arrivato il presidente Zaia, allora andiamo subito a Marghera. Buongiorno a tutti. Devi fare il punto stampa anche con un po' di velocità, perché poi abbiamo ancora videoconferenze. Ma inizierei con un paio di auguri. Oggi compie gli anni la signora Rina Penzo di Marghera, quindi qui vicina, fa 105 anni, quindi facciamo gli auguri alla signora Rina Penzo di Marghera. E poi c'è un altro compleanno autorevole, perché c'è un signorino che fa 25 anni, è Sammy Basso, quindi auguri a Sammy, che oggi è nato il 1° dicembre del 95 e oggi fa 25 anni. Quindi un caloroso augurio alla signora Rina e a Sammy. Passerei ovviamente a presentare il bollettino e poi 2 cose e fine le domande. 2.805.274 tamponi molecolari. Esattamente, se vi interessa, nelle ultime 24 ore sono stati fatti 13.835 tamponi molecolari. Dei tamponi rapidi, detti anche test rapidi, sono 994.282. Esattamente nelle ultime 24 ore ne abbiamo fatti 33.497, che sommati ai 13.000 di prima fa 47.332. Quindi nelle ultime 24 ore
Di test se ne sono fatti quasi 50.000, 47.332. Il numero dei positivi da inizio dell'infezione, quindi dal 21 febbraio, sono 148.127. Nelle ultime 24 ore più 2.535. I ricoverati sono 2.706, più 98. Le terapie intensive 330, ci avviciniamo peraltro alla punta di marzo che era 3,56, il 29 marzo, 330 meno 9. Totale dei morti purtroppo si galoppa verso le 4.000 unità perché abbiamo avuto 107 morti, che è la giornata con più mortalità, 3.818 persone che hanno perso la vita. Questa è in assoluto la giornata con più morti. Di tutta la fase no, ma della seconda fase sì. Se la vogliamo chiamare seconda fase, che secondo me è improprio. I dimessi sono 7.276, più 113. Quindi come avete visto abbiamo ricoverato 98, dimesso 113. Siamo sempre nella parte alta della curva, dai dati ne viene fuori insomma questo aspetto che speriamo che rappresenti non uno scalino per poi ripartire verso l'alto, ma che rappresenti una parte alta importante di stabilizzazione per poi scendere. Ad oggi però non è dato a sapere, perché comunque vi ricordo che 2.700 persone ricoverate più 330 in terapia intensiva, oggi possiamo dare il dato, abbiamo passato le 3.000 persone ricoverate. Ieri eravamo un po' sotto, adesso possiamo dire che sono abbondantemente superate le 3.000 persone. Vi continuo a ripetere che è un dato che è comunque, come si può dire, improprio, pensare che abbiamo almeno un terzo dei positivi rispetto a marzo. Cioè noi facendo i tamponi abbiamo almeno un terzo dei positivi, quindi abbiamo un'incidenza molto più bassa di marzo dei positivi sui tamponi. E abbiamo più ricoverati di marzo, per dirvela proprio in sintesi, ve l'ho detto anche ieri, il che vuol dire che il distanziamento sociale langue. Vuol dire che il virus, pur essendo meno presente di marzo, perché se ho meno positivi sui tamponi che faccio, e peraltro ne faccio minimo 15 volte in più di marzo, di tamponi, o 20 volte, considerate, per darvi un dato, prendiamo i dati di oggi, per quelli che amano i miei conti in diretta. Allora, sono 47.000 tamponi, giusto? A marzo ne facciamo 2.000. Ipotizziamo, così aiutiamo anche questi signori a fare i conti un po' veloci. Facciamo finta che siano 50.000, non 47.000. Se ne facevo 2.000 al giorno, sono 25 volte tanto, perché 25 per 2 fa 50.000. Quindi saranno 23 volte tanto più o meno, no? Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che nonostante si trovino veramente di meno positivi, perché a marzo con 2.000 tamponi trovavamo 412 positivi, prendiamo il dato di oggi, con 47.000 tamponi, 47.332, ne abbiamo trovati 2.535. Quindi se facessimo la proporzione, proviamo a farla? Quasi 10.000. Ma proviamo a farla esatta. Allora, 47.332 sta a 2.535, come 2.000 sta a X. La proporzione si moltiplica i medi e si divide per gli estremi. Però, Presidente, lei va poi a cercarselo proprio. No. Vabbè, ma questa è una proporzione. Se ne fuori? 18.000. Sì, ci sta. Se 400 stanno su 2.000, 400 per 25 quanto fa? 4 per 2 è 8, sono 8.500.
5 al 4, 20, 10.000 tamponi. Avremmo avuto se i 47.000 tamponi li avessimo fatti a marzo, avremmo più o meno 10.000 positivi. Invece noi avevamo, avete capito, 400. Allora capite che l'incidenza è un'incidenza paurosa allora rispetto ad oggi. Cioè, allora ne avremmo avuti 10.000, oggi ne abbiamo trovati 2.500, cioè vuol dire un quarto. Nonostante questo, non abbiamo un quarto di ricoverati, ma abbiamo addirittura 700 persone in più ricoverate rispetto a marzo. Tutti questi conti fatti assieme a voi, prego. Presidente, chiedo scusa, siccome si sta facendo dare i pazzi tutta questa vicenda, che poi mi scrivono allora perché abbiamo più ricoverati, possiamo definitivamente far capire che è una distinzione da fare tra termini assoluti e termini relativi? Certo. La ringrazio per la stima. Matematica. Allora, lo ripeto in maniera molto semplice, arrotondando qualche numero. A marzo, il 21 marzo per la precisione, facevamo 2.000 tamponi quella giornata e trovavamo 400 contagiati. Oggi abbiamo fatto 50.000 tamponi e abbiamo trovato 2.500 contagiati. Allora vedete che la percentuale dei positivi sui 50.000 tamponi è molto più bassa della percentuale dei positivi di marzo sui 2.000 tamponi. Questo vuol dire che se a marzo avessimo fatto gli stessi tamponi di oggi avremmo avuto 10.000 positivi. Quindi vuol dire che oggi abbiamo un quarto dei positivi in percentuale di quelli che trovavamo a marzo. Ci siamo fin qua. Quindi se ipoteticamente il numero di tamponi fosse uguale tutti i giorni, a marzo avremmo avuto 4 volte tanto i positivi di oggi. Nonostante i positivi siano un quarto rispetto a marzo, l'ospedale carica più pazienti. A marzo la punta era 2.400, oggi siamo verso i 3.100, cioè abbiamo 700 pazienti in più. Allora uno si chiede, ma com'è possibile? Vuol dire che il virus è mutato? Vuol dire che si va di più in ospedale? Peraltro con un quarto di positivi si va di più in ospedale? No. La verità è che arrivano più pazienti, tanto è vero lo vediamo anche sugli isolamenti, abbiamo migliaia di persone isolate, perché non c'è stato il lockdown, non c'è distanziamento sociale, gli assembramenti sono il vero veicolo del virus. Guardate, lo vedete anche nei quotidiani oggi, sono il raffronto delle curve con le misure, no? Dell'area arancione, dell'area rossa, dell'area gialla. Vedete proprio che quando diminuisce la possibilità di assembramento, vedete che le curve piegano. Allora io dico, dobbiamo attendere un'area di un altro colore per far diminuire le curve? Punto di domanda. Io penso proprio di no. Noi veneti rivendichiamo l'autonomia, anche questa è una forma di autonomia, no? Piegare la curva da soli. Però bisogna che ci mettiamo tutti d'impegno. Certo è che voi quotidianamente ci riportate notizie che vanno in tutt'altra direzione, di assembramenti, di feste, di piazze piene. Punto, dico questo. Grazie per la domanda, perché qualcuno anche scrive, poi interloquendo, partendo da delle basi che oltre a non essere scientifiche, ma sono anche fantascientifiche, rispetto ai contagi, all'area gialla, all'area arancione, il fatto, arriverà qualcuno che ci dirà che abbiamo sbagliato a restare in area gialla, ragazzi, tutto dipende da noi, punto. Adesso noi abbiamo fatto, e così mi riallaccio, abbiamo fatto la videoconferenza con il governo. C'era il ministro Boccia e il ministro Speranza, poi torneremo su, ci sarà il commissario Arcuri, ancora non è intervenuto. Guardate, io ho riportato queste posizioni direttamente in conferenza, in questa riunione, in questa videoconferenza, perché poi c'erano anche gli esponenti non solo delle regioni, ma c'era il rappresentante dei comuni e il rappresentante delle province. Allora, prima cosa, la casa si costruisce dalle fondamenta e non dal tetto, come abbiamo detto. Quindi, inutile che ci concentriamo sulla pista da sci, sul teatro o sul cinema. Decidiamo che l'assembramento è un problema, normate sull'assembramento, non sulla singola attività.
perché poi nascono le sperequazioni. Sarà inevitabile che il gestore del teatro ti dica: ma scusa, io sono chiuso e c'è la piazza della mia città che è gremita di persone, sarà più sano e sicuro stare in teatro o al cinema piuttosto che stare in mezzo a una montagna di persone che magari anche non rispettano tantino le regole del distanziamento piuttosto che quelle della mascherina. Allora, ho chiesto che la norma, che ci sia una norma che abbia una ricaduta che sia perequativa, se questo è il tema. L'altro tema che ho posto è quello dei ristori. I ristori bisogna che siano una certezza. Per noi viene sempre prima la salute. Abbiamo supportato comunque una visione, diciamo, di mediana, che è quella del documento che abbiamo presentato ieri per il tramite dei nostri assessori, che è quella di dire che si potrebbe rappresentare la terza via, no? Garantire l'impianto a coloro che, l'impianto sciistico, a coloro che soggiornano nelle località turistiche, quindi evitando, diciamo, la parte dei pendolari, che non hanno una colpa perché sono pendolari, capiamoci. È un sistema per recuperare un minimo di attività, ma mi sa che non passerà, perché la punizione sentita anche stamattina è quella veramente di una punizione ferrea. Il ministro Boccia ha detto, voi sapete che io sono uscito per primo in tempi non sospetti a dire: ma cosa ci fate chiudere le piste da sci in Veneto e le lasciamo aperte in Austria, in Slovenia e negli altri paesi europei dell'arco alpino? Il ministro Boccia dice che il Premier sta lavorando affinché tutti chiudano. Staremo a vedere. L'ho detto ufficialmente, per cui non è un segreto. Ultimo aspetto che ho posto, che è un aspetto di natura sociologica, se volete, no? Sociale / sociologica, che è rappresentato dal fatto che il sentiment tra la prima fase di marzo ed oggi è letteralmente cambiato. Come vi ho detto ieri, a marzo tutti avevamo paura dell'ignoto, di morire, di infettarci, e quindi eravamo un po' tutti più predisposti a rispettare qualsiasi comandamento. Oggi, purtroppo, per alcuni il Covid è un problema di chi è in ospedale. C'è un senso di responsabilità, no? Alla luce di questo io veramente ho ricaldeggiato, e peraltro i colleghi presidenti hanno voluto cogliere questa istanza assieme alle altre due delle quali vi ho parlato nel documento che è stato presentato al governo, che sono fondamentali delle campagne di informazione serie, sincere, fatte col cuore in mano, per ristabilire i collegamenti con i cittadini. Pensare di gestire il Covid da qui ad aprile, passando attraverso un'influenza che arriverà a gennaio, una campagna vaccinale, a suon di DPCM e di ordinanze regionali, anche no. Cioè voi capite che qui ci vuole un nuovo patto sociale sul Covid. Cioè quando uno vede la piazza piena, magari uno si incazza, dice no, ma perché? Però proviamo a interrogarci, se è piena, perché? Se avessero la certezza, tutti quelli che vanno a creare l'assembramento, di morire infettati, secondo voi si creerebbe l'assembramento? No. Allora, non dobbiamo dire che c'è la certezza di morire infettati, perché sarebbe una bugia, ma dobbiamo anche spiegare quali sono le ricadute di un'infezione. Oggi noi abbiamo gli ospedali a collasso. Ma dico noi, tutti i colleghi rivendicano questo tema, Cioè la pressione ospedaliera riduce la capacità di erogare servizi ospedalieri. È inevitabile, no? E rispondo anche a quelli che ci vengono a dire ma voi dovevate programmare. Noi abbiamo programmato tutto. Abbiamo 1000 terapie intensive, siamo partiti dal 494. Abbiamo riaperto, riallestito 5 ospedali chiusi con 740 posti letto. Abbiamo fatto le assunzioni, peraltro l'assessore Lanzarin sta preparando un quadro dell'organico, foto organico pre-Covid e foto organico di oggi, in modo tale che chiariamo una volta per tutte anche sta roba. E anche con il bilancio delle risorse investite e tutto. Però alla fine la gestione dei picchi
anche nell'erogazione della sanità, li gestisci fino a un certo punto. È come se noi dicessimo che le banche sono sane, però se tutti i cittadini contemporaneamente andassero a prelevare i loro risparmi, farebbero saltare il sistema bancario mondiale, perché è inevitabile che non ci sia il controvalore di tutto quello che è stato depositato nello stesso istante. E così vale per tutti i modelli organizzativi. C'è un limite oltre il quale non riesce ad andare. E noi siamo davanti a un problema che è facilmente risolvibile se abbiamo la collaborazione dei cittadini. Io penso che la riscrizione di un patto sociale sul Covid sia fondamentale e ringrazio i colleghi che hanno condiviso con me questa sfida, l'hanno messo come primo punto delle richieste, perché comunque è fondamentale pensare che il viaggio da qui ad aprile, perché ad aprile usciremo, diciamo, da questa fase, diciamo, più o meno acuta, è troppo lungo per lasciarlo in gestione ad ordinanze e a DPCM. Cioè non ce l'ho col governo, e dico, metto anche il termine ordinanza che riguarda le regioni. Cioè non si può gestire con la costrizione, con l'imposizione. Il cittadino deve capire che questo percorso lo dobbiamo fare assieme, se no ci facciamo tanto male. Non moriremo di Covid, ma moriremo di altre patologie perché non riusciamo a prevenirle o peggio ancora a intervenire per tempo nel curarle. E non è una dichiarazione di inefficienza del sistema. Guardate che i nostri medici stanno facendo, cioè, non gli effetti speciali, di più da quanto bravi sono, assieme a tutti i sanitari e tutti coloro che lavorano. Quantomeno lo dobbiamo come rispetto a coloro che lavorano. Sento tutti i giorni parlare delle festività di Natale, ma si abbia rispetto di coloro che a Natale saranno negli ospedali a lavorare. Cioè che non è che moriamo se quest'anno a Natale lo facciamo un po' più la tradizionale, no? Era Friedman, il premio Nobel, che diceva che ha più bisogno uno che ha avuto e che non ha più, no? La teoria di bisogni. Perché se ero abituato a fare la cena, il pranzo di Natale e il veglione, se tolgo uno dei due ho avuto e non ho più, quindi adesso va in crisi il sistema. Facciamolo nel rispetto di quelli che sono in ospedale quel giorno, no? Di solito si ricordano le forze di polizia, si ricordano giustamente tutti quelli che lavorano nelle giornate in cui noi facciamo festa. E quel giorno ricordiamoci i sanitari e le persone che sono ammalate. Io non ho altro da aggiungere, se avete domande se no torniamo su. Gli assessori sono sempre a disposizione. Filippo, Pederiva, Zambon, Giacomuzzo, Trigioni, Marchiori, Petenò, Nuovo Emiliano, adesso li metto tutti in fila, dai. Presidente, buongiorno. Prego, ciao. Beh, insomma c'è molta attesa naturalmente per questi provvedimenti, per questo DPCM. Ci rincontriamo anche domani, a proposito, ve lo dico. Prego? Ci rincontriamo anche domani con il governo. Ah, anche domani? Sì, sì. Naturalmente c'è molto... Cos'è, alle 10 domani? Domani è... No, sto chiedendo a Federico. Sì, però ho sentito che c'era un altro incontro. Ecco, senta, effettivamente lei l'ha adombrato. Io ho due domande da farle. Prego. Prima volevo raccogliere il suo pensiero su questo. Lei ha adombrato quello che può sembrare un paradosso e sarebbe perfino una beffa ingiusta, nel senso che la zona gialla del Veneto, che il Veneto secondo me meritoriamente è riuscito a difendere, mettendo in campo dei provvedimenti, potrebbe, ecco il paradosso dov'è, potrebbe paradossalmente penalizzarci. Uno perché risparmiandoci misure più severe, purtroppo si è assistito a questi assembramenti che lei depreca ogni giorno. Due, perché si apprende che, ma qui ecco la domanda risponderà lei, il governo non sarebbe orientato a ristori riguardanti le zone gialle o sarebbe orientato soltanto in parte? E questo insomma ci danneggerebbe non poco da questo punto di vista. C'è qualche spiraglio per quanto riguarda il ristoro delle attività economiche, anche perché, finisco, ma lo dico anche a beneficio di quelli che ci ascoltano, se la giustificazione è
non prevediamo ristori in fascia gialla, perché in questo caso si tratta di ordinanze regionali, mi sembrerebbe assurdo, perché sono ordinanze regionali finalizzate alla profilassi, non è che sono delle fantasie. Chiaro? Allora, il Presidente del Consiglio, presentando il decreto che dava la possibilità alle regioni di fare attività, diciamo, di ordinanze restrittive e, diciamo, estensive, diceva: se le fate estensive dovete avere la firma del Ministro della Salute, se no voi non potete aprire di più rispetto a quello che decide il decreto. Se le fate restrittive, il governo sarà pronto con misure di ristoro, ma in maniera positiva l'ho detto, no? Perché portarsi in pancia una ordinanza restrittiva vuol dire fare una battaglia comune. Quindi era era un incentivo a dire: guardate, se le fate ci date una mano. Noi ne abbiamo fatta una, peraltro condivisa, anche se restrittiva, d'intesa con il Ministro della Salute. Prima roba, noi siamo in zona gialla perché i parametri nazionali, valutati dal Comitato Tecnico Scientifico, dicono che siamo in zona gialla, punto. Cioè, non è che se uno va bene a scuola, alla fine è colpa sua perché ha studiato tanto. L'esame, ogni venerdì, fino ad ora l'abbiamo passato. Poi non è che, come si può dire, arrivano le vacanze estive da scuola e tu eri il primo della classe, non studi tutta l'estate perché tanto eri il primo della classe. E quindi non è perché alla zona gialla non devi rispettare il tema dei non assembramenti, perché vorrei ricordarvi che la zona gialla, che è istituita secondo delle regole nazionali, prevede già delle restrizioni che sono quelle di base che valgono per tutti, tra le quali il divieto di assembramento. Cioè non è che se vai in zona arancione o rossa ti corrono dietro col fucile o ti arrestano e buttano via le chiavi. È divieto di assembramento. Quindi se volessimo valutare il tema assembramenti, il divieto è uniforme da un punto di vista proprio normativo, che tu sia in zona rossa, gialla o arancione, quello è il divieto. Tant'è vero che tutte e tre le zone hanno sempre per norma nazionale la chiusura dei bar e dei ristoranti alle 6 di sera, il coprifuoco alle ore 22, tutte sta robe. Quindi perché ne ho approfittato, Filippo, della domanda? Perché la narrazione del disinformato sembra che sia che la zona gialla ha delle regole particolari di lassismo. Non è così. La zona gialla è esattamente per gli assembramenti come le altre. Le altre che cosa hanno di più? La chiusura dei confini comunali. Ma in una città, non dico di milioni di abitanti, non ce l'abbiamo, di 100.000 abitanti, prendo Treviso, giusto? 80.000 ne ha Treviso. Se 50.000 persone si riversano tutte, o 30.000 o 20.000 nel centro della città piuttosto che a Verona, il sindaco ha fatto i censi unici pedonali, o Padova, dei loro cittadini, anche se il confine fosse comunale, l'assembramento comunque non è comunque appropriato. Quindi noi non siamo vittime della zona gialla, siamo vittime del non rispetto eventualmente dell'assembramento, perché è proibito dappertutto. Allora noi cosa abbiamo fatto in più? Proprio sapendo che ci poteva essere questo rischio, abbiamo chiuso anche qui i ristori. Allora, il governo ha confermato, per voce del ministro Boccia, un fondo di 250 milioni di euro, ancora non è nero su bianco, però c'è, per le restrizioni regionali, che non sono solo quelle del Veneto, sono più regioni. Noi in una virtuale ipotetica suddivisione dovremmo avere una ventina, 19 milioni e rotti. Se andrà avanti sta roba, comunque ne abbiamo parlato anche oggi, cioè ho sollecitato anche oggi. Vale per noi, vale per l'Emilia Romagna e per altri. Allora, noi cos'è che abbiamo fatto in più rispetto a tutte le restrizioni? Perché non vorrei che qualcuno vivesse le restrizioni come regionali. Le restrizioni regionali sono la chiusura di tutte le attività commerciali la domenica. Questa è una restrizione regionale, ce l'ha solo il Veneto.
da 5 giorni, e poi scadrà mercoledì, un cliente ogni 20 metri quadrati in tutti gli esercizi, e abbiamo chiuso le medie e grandi strutture di vendita il sabato, perché la domenica erano già chiuse, il sabato, che adesso abbiamo riaperto. Cioè, abbiamo fatto 2 sabati, se non ricordo male, con la chiusura delle medie e grandi strutture di vendita, 2 sabati, e la domenica è stato chiuso per tutti, punto. Tutto il resto delle restrizioni sono restrizioni nazionali, ma non lo dico perché devo scaricarmi di responsabilità, lo dico perché è bene che qualcuno si chiarisca anche le idee. C'è gente che scrive, che dice che dobbiamo riaprire i bar, cioè i bar non li abbiamo serrati noi altri. Cioè. Sì, alcune informazioni sono ormai talmente di dominio comune che io mi sorprendo anche che qualcuno continua a non sapere certe robe. Quindi questa è la posizione. Però ben venga questa domanda, perché, ripeto, l'assembramento non è consentito in nessuna zona e la norma è uguale per tutti i colori di zona. Quindi è inutile dire, ma noi perché eravamo in zona gialla? Sì, in zona gialla, che le stesse regole da zona rossa, identiche. Punto. No, non rubo spazio ai colleghi, soltanto un dettaglio, perché prima per il microfono non ho sentito bene. Diceva che i nostri ospedali sono al collasso o rischiano il collasso. Ho usato un termine improprio, c'è una pressione... C'è una pressione... A rischio, insomma, Sì, no, non sono al collasso, al collasso vuol dire che devi avere barelle nei corridoi. C'è una, mi scuso se l'avete percepito come un termine che è improprio, hai fatto bene a dirlo, sentiamo una grande pressione. Cioè, guardate che 330 persone in terapia intensiva più almeno altre 200 persone in terapia intensiva non Covid, sono più di 530-550 persone nelle nostre terapie intensive, quando mediamente il Veneto gestiva la sua sanità con 200 persone. Quindi vuol dire che devi togliere tutti gli anestesisti per portarli sulle terapie intensive, gli infermieri specializzati, C'è un problema nel collegamento da Marghera, adesso cerchiamo di ripristinarlo immediatamente. Subintensive piene, ritorniamo a Marghera. Non abbiamo problemi di letti perché stiamo continuando ad aggiungere, ma arriveremo a un punto nel quale, io spero non si arrivi mai, poi il fattore limitante sapete quale sarà? Personale. Peraltro devo dire, ho letto di Sant'Orso, io non entro nelle polemiche, però voglio dire una roba. Sant'Orso, a differenza della prima fase, Simoni ha mantenuto aperte le attività, anche se con i motori al minimo. La prima fase è stato chiuso tutto, punto nascita, anche pronto soccorso. E oggi quantomeno un minimo di attività, ma giustamente se Sant'Orso, ma giustamente i cittadini che sono di là hanno delle loro normali e giuste rivendicazioni, chi non le farebbe? Ma così ce le hanno ancora di più quelli dello Schiavonia, e così ce le hanno quelli di Vittorio Veneto, che è un ospedale chiuso dedicato solo al Covid, e così a Jesolo, e così a Dolo, e così a Villafranca, e così a Villa Salus, e così a San Camillo. Cioè, per darvi una dimensione di cosa sta accadendo in Veneto, sono tanti 3.000 pazienti. Per darvi una dimensione, sono 6 grandi ospedali del Veneto, 3.000 pazienti, chiusi, dedicati al Covid. Angela, scusa. Grazie Presidente, buongiorno di nuovo. Due domande. La prima, la riscrittura del patto sociale che lei auspica potrebbe passare per delle campagne regionali, visto che ci ha detto che tutti voi governatori condividete questa richiesta? Glielo domando perché nell'attesa che magari si muova la macchina nazionale, magari sul territorio sia più veloci, e ricordo al riguardo quel precedente della ULSS 2, mi pare Marca Trevigiana, che aveva fatto quel bel video di risposta a un filmato penoso, fake, che circolava sui social. Sì. Guarda, noi abbiamo fatto anche tanto sui social perché abbiamo fatto degli spot. Ci stiamo ragionando, ti dico la verità, che se ci fosse, ma te lo dico veramente col cuore in mano, se ci fosse una campagna nazionale, che magari noi mutuiamo a livello regionale e la diffondiamo, avremo un messaggio unico, per evitare che too much information, zero information, no? Cioè troppe informazioni, zero informazioni. Cioè, e allora
si decidano degli spot che siano validati dalla comunità scientifica, che siano rispettosi delle libertà individuali, che siano semplicemente informativi, fatti da grandi professionisti. Ovvio che se poi non arriva avanti niente noi ci attrezzeremo, perché noi i cittadini non li abbandoniamo. I cittadini sanno che finché ci siamo noi, qui si fa la battaglia tutti i giorni per la loro salute e per il futuro del Veneto, questo è poco ma sicuro. Piaccia o non piaccia. E a quelli che non piace aspetteranno 4 anni e 7 mesi e poi andranno a votare e decideranno cosa fare. Ma noi rappresentiamo tutti i cittadini. Okay. La seconda, in questi cromatismi che vanno di moda, par di capire che il nuovo DPCM istituirà una sorta di fascia bianca natalizia, è stata così chiamata, una gialla scolorita, insomma non saprei come altro definirla. Non lo so. Le volevo chiedere se è pensabile che la Regione faccia comunque poi un'ordinanza da zona bianca plus, ecco, per restare alle immagini. Allora Angela, se si tratterà di affrontare questo tema e se ci saranno i presupposti nel piano di sanità pubblica lo facciamo, però guarda che a tutt'oggi noi non abbiamo notizia di una fascia bianca. Immagino che la scelta che farà il governo sarà quella che la fascia di minima sarà la fascia gialla. Da come parlano io intuisco che loro useranno come, diciamo, pavimento, diciamo, piattaforma, punto di partenza la fascia gialla e da lì in su. No, non ci vedo disponibilità a scendere ancora di un gradino. Quindi anche sulle chiusure domenicali durante il periodo pre-natalizio? No, non lo so. Non te lo so dire. Era un'indiscrezione. Considera che le chiusure domenicali è una roba nostra, veneta, perché nelle zone rosse c'è apertura domenicale. I centri commerciali, non lo so. Non lo so perché ad oggi non esiste un testo. Leggiamo un sacco di roba sui quotidiani, però abbiamo imparato, insomma, che è bene vedere il testo prima. Zambon. Buongiorno Presidente, volevo Ciao. chiederle due cose, una molto veloce. Questo ormai celebre fondo di 250 milioni, che collocazione vi hanno anticipato avrà? Direttamente in legge di bilancio? Dove? Boh, immagino di sì, Vero? di sì. E l'altra cosa è questa, i colleghi del Corriere Nazionale anticipano l'ipotesi di chiusura degli hotel in montagna per 20 giorni, che sembra prendere la montagna, chiudere la chiave e riparlarne. Non ne hanno poi a parlato gennaio. oggi. Non vi risulta? Se così fosse, come la prenderebbe? Che tipo di ristori bisognerebbe immaginare se si arrivasse addirittura a questo? Ma guarda, io penso che sia fondamentale che tolti i costi variabili, si debba garantire gli stipendi a chi comunque è ingaggiato e si fa la stagione e ovviamente la mancanza di fatturato, direi proprio un modello alla tedesca puro, nel senso che percentuale sul fatturato, in Germania sono arrivati anche al 90% del fatturato mancante, si fa mese su mese, dicembre 2019 dicembre 2020, però ripeto, io ho ancora speranza che qualche ragionamento venga fuori, però ad oggi non c'è un testo. Io non ho visto testi e sinceramente stamattina è stato fatto un bel incontro, però si è parlato ad ampio spettro, non siamo entrati nello specifico. Vi aspettate domani di poter vedere un testo o no? Sì, Visto che domani guarda, spieghiamolo ai cittadini, approfitto della domanda, sì, perché alla fine perché il testo diventi legge, il nuovo DPCM deve avere il voto delle regioni, quindi è inevitabile che magari anche mezz'ora prima ma ce lo mandino poi alla fine il testo finale, quindi noi comunque vedremo un testo finale prima che venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Di solito funziona che te lo mandano dopo averlo costruito per strada, se mai capiterà, e ti dicono fra 2 ore vogliamo il parere della conferenza delle regioni perché verrà pubblicato. Dopo loro vedono il parere, possono acquisire, fare modifiche oppure lasciarlo in tonso e ripubblicarlo. Quindi valuta positivamente il confronto. Lei aveva auspicato un DPCM da costruire insieme alle regioni. Io lo valuto positivo se abbiamo un testo in giornata o massimo domani mattina, che ci sia modo di avere almeno una giornata per lavorarci, confrontarci e poi dar modo al governo di chiudere, perché penso debbano chiudere entro il 3 a mezzanotte perché scade il vecchio DPCM. Oggi è il primo, quindi c'è tutta domani e tutta dopodomani. Grazie. Prego.
Giacomuzzo, Marchiori, Prigioni, Petenò. Buongiorno Presidente, Buongiorno. Ti volevo chiedere se è stato discusso o è solo un'anticipazione di stampa l'idea di individuare i prefetti per risolvere il problema della scuola e quindi in particolare quello del trasporto scolastico, magari riuscendo anche ad individuare degli ingressi differenziati. Se ne è parlato di prefetti o no? Non se ne è parlato, però secondo Come me... lo vede allora? Posso dire, qui a noi non serve il prefetto, gli altri facciano quello che vogliono. Cosa volete mettere in dubbio? L'efficienza della regione? Il lavoro dell'assessore De Berti rispetto ai trasporti? No, era perché c'era questa... Ma non lo dico voi, ma non lo sto dicendo voi. Se avevamo bisogno del prefetto per programmare i pullman, ma dai, lo sto dicendo a chi gli si fa venire queste idee. Con tutto rispetto per i prefetti hanno già altro da fare. Faranno le loro attività come noi facciamo le nostre. Questa è una competenza regionale, non capisco perché se si possa pensare di commissariare le regioni con i prefetti, a faccia dell'autonomia. Presidente, poi per quanto riguarda un dato Sono 10 anni che governiamo sta regione. Quindi la gente sa come la governiamo. Quindi eventualmente barricate. No, scusa, vedo che i prefetti vengono utilizzati per i commissariamenti dove non tornano neanche più i conti della cosa pubblica. Manda il prefetto qua da noi per gestire i pullman. Okay. Si fa un nuovo centro logistica della prefettura, dai, non esiste. Le chiederei poi un'altra precisazione. Ieri parlava in tema di mortalità, ha dato una cifra, l'1% della mortalità. In più rispetto al mese dell'anno scorso. Potrebbe fornirci il dato assoluto perché ha fatto ma ve l'ho pensare. detto. E poi se questo numero che è importante non possa dar adito e dar fiato semmai alle ragioni dei negazionisti. No, guarda che ieri tu non c'eri ieri. Sì, c'ero. Ma ieri ho fatto tutt'altro discorso. Ho spiegato che nei diversi mesi dell'anno abbiamo percentuali di mortalità rispetto al mese dell'anno precedente diverse. Ad esempio a marzo avevamo più 32 rispetto a marzo del 2019. E poi vi ho detto questo mese, anzi l'ottobre, più 1. Ma vi ho detto vi porteremo uno studio dove vi facciamo vedere negli ultimi 3 anni le mortalità totali di ogni anno e anche interpolate rispetto al Covid e anche interpolate rispetto al fatto che durante il lockdown, non dimentichiamocelo, non c'erano i morti da incidenti stradali, che non è che sono pochi. Quindi dovete attendere, guarda, abbiamo visto anche stamattina, ma c'è ancora qualche dato da far venire fuori bene in modo tale che poi avete uno studio che riuscite a fare una bella pagina. D'accordo, allora attendiamo, grazie. Sul giornale di Vicenza. Marchiori. Sì, Presidente, buongiorno. Ciao. 2 domande. Allora, la prima, mi riallaccio un attimo alla domanda che ha fatto prima la collega Zambon sulla chiusura degli alberghi, eccetera, però per un discorso più ampio. Lei ha detto che spera possa venire fuori qualche ragionamento da qui alle prossime ore. Volevo capire una cosa, se dessero la possibilità di aprire le piste da sci o eventualmente accettare la proposta di cui si è parlato anche ieri di varie delle regioni alpine, eccetera, in queste piste da sci, in questi territori potrebbero andarci solamente le persone all'interno della regione, se è vero che poi eventualmente chiudono i confini regionali? Anche questo oggi non è stato chiarito, non rispetto alle piste da sci, ma in generale rispetto ai confini regionali. Poi c'è tutto il tema, il grande tema, che secondo me non è irrilevante, penso che condividiate questa visione, dei ricongiungimenti familiari natalizi, no? Bisogna stare attenti anche a mettere i limiti. Ho letto di qualcuno che pensa di dire ma li concediamo fino al 20 di dicembre. A parte il fatto che ci sono problemi lavorativi, uno non è che può smettere 4 giorni prima di lavorare, ma poi c'è anche il rischio di creare una calca, un imbuto mettendo un limite da paura. Non è di facile gestione. Vedete che se avessimo la possibilità di avere un test fai da te, veloce, molti problemi magari non saremmo tutti tracciati, almeno sappiamo se andiamo a casa da un genitore anziano o da un nonno se lo infettiamo oppure no. A me sono concesso che il test funzioni, adesso vedremo la validazione. Io trovo strano che in questo paese nessuno si stia interessando dei test fai da te. Se noi interrompessimo
lo dico, ma non come denuncia, lo dico perché questo è un lavoro che ha fatto il dottor Rigoli e adesso c'è un'altra azienda che ha chiesto, ma se noi per assurdo interrompessimo la sperimentazione, ma c'è nessuno che... I cittadini si dicono, ma perché? Ma non mi sembra che la comunità scientifica sia così interessata a sta roba. Io ragiono da cittadino, non sono uno scienziato, dico che se avessi la possibilità di averlo in tasca, sto test magari lo faccio prima di una riunione, prima di un pranzo, prima di incontri, non lo so. Cioè, a me sembra... Gli altri paesi lo stanno facendo, non è che vi sto dicendo cretinate, lo stanno facendo e come al solito dopo importeremo tutto dall'estero, che va meglio. Ecco, poi un'altra domanda, per quanto riguarda l'assistenza domiciliare di cui si era parlato con saturimetri, eventualmente bombole d'ossigeno eccetera... Si sta andando avanti, sì. Abbiamo distribuito i primi 7 o 10.000 saturimetri, c'è una gara aperta per 100.000 e si va avanti. E qui è ottima la collaborazione con i medici di base perché comunque sia le USCA, che sono le 51 USCA che noi abbiamo, che sono le unità di gruppi di medici che dipendono dalla regione che vanno a fare interventi domiciliari e ovviamente i medici di base con i loro pazienti. Va bene, grazie. Prego. Prigioni e Pettenò. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente. Ciao. Alla luce di questo rinnovato patto sociale che si deve stabilire proprio per sensibilizzare, che ruolo dovrebbe avere la comunicazione degli scienziati, dei virologi? Anche mi riallaccio allo studio che è emerso oggi di Reputation Science, dove si evidenzia che i virologi hanno parlato troppo in maniera ondivaga e certo c'è stata trasparenza di comunicazione, ma questo magari ha creato confusione e anche non rispetto di quelli che erano gli intendimenti sociali per evitare, ecco, nel caso degli assembramenti. Allora, io ti dico una cosa, che gli scienziati se non ci fossero bisognerebbe inventarli, nel senso che sono una parte, un pilastro fondamentale della scienza, della ricerca e anche della clinica. E dopodiché, insomma, voi tutti come me avete visto di tutto, no? Penso che questo studio, io l'ho visto questo studio, i miei complimenti a chi l'ha fatto, perché comunque mi sembra che la base scientifica sia importante nello studio. E ne viene fuori giustamente lo spaccato che lo vediamo dalla parte della signora Maria. Se cominci a vedere che la reputation per alcuni è alle stelle, per altri sono ritenuti meno affidabili. Condivide la classifica che è emersa? Ah, non parlo della classifica, no. Ma adesso come dovrebbero comunicare per fare una comunicazione che sia utile? La classifica non c'entro neanche, è roba da scienziati. Ma magari faranno come si può dire, un conclave, consiglierei un conclave per stabilire... No, sì, conclave, no? Con la chiave si diceva, no? No, nel senso che, al di là delle battute, direi che sarebbe fondamentale che ci fossero dopo la scienza è anche libera, bisogna anche riconoscere questo, cioè non è che uno può imbavagliare, però la ricaduta sociale di una dichiarazione ha un peso, cioè noi quando parliamo, la grande sfida di questo punto stampa è di avere la responsabilità delle parole, perché una parola, prima ho detto ad esempio il collasso, cioè è una parola che non andava detta, no? E quindi le parole hanno un peso perché i cittadini ti ascoltano e se sei credibile pensano anche che tu abbia ragione, per cui è fondamentale che pensino sempre che quando comunicano non stanno comunicando un'assemblea di loro pari. Allora ci starebbe, no? Perché con il tuo pari fai un dibattito scientifico, discuti del vaccino, discuti della mascherina, discuti dell'aerosol, discuti di un sacco di robe sul Covid. Ma siccome noi siamo cittadini che non hanno nessuna preparazione a fare un dibattito scientifico, non abbiamo neanche il tempo di fare approfondimenti scientifici. E questo è il grande tema della comunicazione. La comunicazione scientifica non c'entra nulla con la comunicazione di massa. Questo dovrebbero capire. E quindi magari a volte dicono delle cose sacrosante ma che hanno un impatto talmente negativo sulla comunità che diventano distruttive. Cioè stiamo a discutere del vaccino inattivato, attivato, della fase 1, della fase 2, della fase 3 ancora per la quale non abbiamo i dati, del vaccino cinese e stanno vaccinando, si dice che sia più sicuro di quello che viene avanti. Capite che
cittadini devono sapere il vaccino, quando devo farlo, è sicuro sì o no, punto. E se entriamo troppo nello specifico diventa una babele, e lo vediamo nei sondaggi. Il 37% dei cittadini non si fida dei vaccini. E il dibattito chi l'ha fatto partire? Di certo non noi. Grazie. Pettenò. Tornando alla... Attenzione, quando vi ho detto dei vaccini, non sto parlando del caso specifico Covid, sto parlando del tema che ci trasciniamo da anni e che non venga fuori riferimenti a qualcuno, perché non è mia intenzione. Sto parlando di uno dei temi, vi ho detto anche ieri, che ci trasciniamo da anni per non averlo mai affrontato. Presidente, tornando al confronto con le regioni, tra regioni e governo, lei parlava che serviva un confronto costruttivo e serrato. Mi pare che dalle anche indiscrezioni che ci sono sulle scelte che sta facendo il governo ci sia un certo no ad alcune richieste che venivano avanzate dalle regioni. Da queste poi anche ogni presidente di regione dà anche delle reazioni e delle risposte diverse. Lei a questo punto cosa si augura che venga fuori da questo DPCM e come vede appunto le reazioni, le risposte che finora ha avuto dal governo, anche se il confronto è ancora aperto? Il confronto è aperto. Mi auguro che questo DPCM, a differenza di tutti gli altri, sia scritto e costruito a due mani tra regioni e governo, anche perché questo è il DPCM centrale della storia del Covid. Sembreranno parolone, vedrete alla fine del Covid e direte sì, è vero, quel DPCM ha segnato la storia del Covid. E se questo non avvenisse, cioè, perché ormai si parla solo praticamente di un Covid, di un DPCM che vede le reazioni per il periodo natalizio, invece lei vedrebbe una valutazione più vasta, insomma, di questo DPCM. Di lunga gittata, ma questo lo condividono anche i colleghi governatori, e soprattutto che sia di prospettiva, perché tu non puoi dire a una persona guarda devi studiare 8 ore al giorno e poi non spiegargli che finisce l'anno scolastico, si diplomerà, verrà valutata e poi ci sono le vacanze, cioè, qua c'è solo nero all'orizzonte, non è che possiamo, cioè, ci vuole un minimo di prospettiva, no? Abbiamo visto questa mattina i dati, crescita del 4,2, del 3,2 del PIL per il 21 e per il 22, l'Italia. Se è così bisogna che il DPCM dia anche una visione di prospettiva a ste robe, se no diventano epigrafe. Ma perciò a questo punto come valuta complessivamente perciò il confronto che è in corso e come pensa che dovrebbe essere questo DPCM? Io penso che i presupposti per il confronto ci siano tutti. I tempi, a differenza delle altre volte, non sono quelli dell'ultimo miglio che devi correre perché devi far veloce. Abbiamo davanti 48 ore, 2 giorni. Se il governo già in serata, domani mattina, manda una bozza di testo, si inizia a lavorare. Tanto ormai ce l'hanno anche i giornali le bozze di testo, quel che capisco, ce le diano anche noi, almeno sappiamo su che bozza lavorare. E delle indiscrezioni che sono uscite appunto sulla stampa, tutte le voci che anche altri colleghi hanno chieste oggi? Sono indiscrezioni, ad oggi non sappiamo nulla. Poi attenzione, massimo rispetto istituzionale, il DPCM lo scrive il governo, noi dobbiamo dare solo un parere. Ma siccome vorremmo darlo positivo, se fossimo anche coinvolti, sarebbe l'ennesimo parere positivo che diamo. Non c'è stato ad oggi un parere negativo da parte delle regioni, nonostante qualcuno a Roma si lamenti sempre. Se Pettenò ha finito, Emiliano e poi la collega Moscati. Buongiorno. Ciao. Mi permette di essere un po' irriverente? Perché è a scuola delle danze. No, si è fissato su quello. Presidente, mi ha colpito il discorso sul patto sociale, sì. Perché abbiamo visto quello che è ormai la reazione della gente. Vado diretto, una pubblicità che ben confezionata sia anche da chissà quale regista, ormai la gente satura, chiede di lavorare, chiede di poter tornare alla vita e si sono creati movimenti, si parla di addirittura di
di costrizioni, insomma una politica Covid, sappiamo insomma com'è la realtà, di una dittatura, non volevo usare questo parolone. Quindi le chiedo seriamente, il governo è convinto che con delle pubblicità, che con una campagna sociale si riesca a riallacciare quella fiducia? Noi è da marzo-febbraio che siamo qui e stiamo seriamente parlando di questo problema, ma le reazioni le vediamo, basta aprire un attimo ed è festa. Altra cosa che mi ha colpito, se ho capito bene, parlava di un premier che sta cercando di convincere altre nazioni confinanti a chiudere l'ambito sciistico. Io non vedo l'Italia con una caratura, una forza così nei confronti di una Francia, di una Svizzera, di un'Austria. Grazie. No, vabbè, su quello non te lo so dire perché è il premier che lavora. Sul tema della pubblicità io non vorrei che fosse venduta come una buttata, perché purtroppo dopo il tempo mi darà ragione. Cioè dire, problema Covid, Zaia, facciamo spot. Come l'altra volta quando qualcuno mi ha preso in giro per gli influencer, no? Poi abbiamo visto l'efficacia che hanno avuto sui ragazzi e che lavoro che si è fatto gratuitamente. Io dico semplicemente che non ci vedo altre soluzioni. Cioè, è un tema di informazione, che lo fate voi direttamente con i vostri pezzi, con i giornali, con le televisioni, con le radio, ma va fatto a 360 gradi. Dopodiché qualcuno ritiene che i cittadini non debbano essere informati. Ok, io non la penso così. Però non vorrei che ancora per l'ennesima volta si desse fiato al mondo non del negazionismo, deve essere sempre contrario a tutto. Guardate, cioè, ad esempio rispetto alle libertà, vorrei ricordare che nella zona gialla le libertà sono garantite, cioè non abbiamo divieto di transito da un comune all'altro, andiamo a lavorare, abbiamo un sacco di attività. Ovviamente c'è stata una restrizione sulle scuole e alla base della zona gialla dei grandi magazzini, scusatemi, dei centri commerciali, questo e ovviamente ristoranti e bar. Questo dice ovvio, se poi uno dice non dobbiamo avere nessuna restrizione, io rispetto le idee di tutti, ne prendo atto, però ho l'obbligo di dirti perché ci stiamo preoccupando tutti del Covid. Sai, è come la storia del debito pubblico, tanto non è mio, sì, domandati perché si chiama debito pubblico. Non so se mi sono spiegato. Sì, grazie. Cioè, se la percezione è quella che è un problema del tuo vicino di casa ma non è tuo, non ne veniamo più fuori. No, io le do ragione, però vivendo il quotidiano vedo... Cioè, ma anch'io vivo il quotidiano, esatto, ma cosa... La gente che è satura dice Covid, si parla solo di questo. Vabbè, parliamo di altro. Anche l'impegno di creare una campagna, ma si è saturi. Sì, ma ho capito, ma scusate, stiamo parlando della più grande pandemia della storia. Abbiamo quasi 4.000 morti. Abbiamo 3.100 persone in ospedale, abbiamo avuto 148.000 persone che abbiamo identificato positive. Non mi sembra che ci sia nessuno che voglia farsi iniettare il Covid per dimostrare che non fa niente. E allora, cioè, se è proibito, se dà fastidio anche parlare della salute dei veneti, non so, diteci di cosa dobbiamo parlare. Allora forse il problema è un altro, che non si vuole sentire parlare di problemi. Allora, guardate, ma non lo dico provocatoriamente, interrompiamo i canali di collegamento. Voi non parlate più di Covid, io non faccio più conferenze stampa, vedrete che avremo l'assalto all'arma bianca per chiederci di avere informazioni, perché allora a quel punto c'è il potere che nasconde tutto. Siamo nella regione dove non c'è, è un palazzo di cristallo. Anche l'ultimo dei cittadini non può dire che non conosce i numeri della sanità del Veneto rispetto al Covid. Più trasparenti di così. A me avevano insegnato che l'informazione era la base della democrazia. Senta, senza mancare di rispetto al Premier, crede sia possibile insomma, un piano di collaborazione internazionale? Io no. Nel senso che non penso che abbiamo tutto questo potere d'acquisto. Vedo che condivide. Staremo a vedere con le piste da sci, rischia di essere la cartina di tornasole. Se la politica estera cade sulle piste da sci. Ci stanno la caduta sullo sci. Se ci pensate, se ci ritroviamo Slovenia, Austria, Svizzera non lo possiamo dire perché comunque non rientra nel pacchetto, Francia aperte,
penso che la politica estera italiana può chiuderla a 24 ore da diplomazia e metterla in soffitta. Beh, non dimentichiamo il ripatrio famoso dei nostri connazionali, che anche lì fu una debacle. Poi un'altra partita. Grazie Presidente. Prego. Moscati. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Sempre tornando volevo parlare della pressione degli ospedali e dei numeri rispetto a marzo che lei ci aveva dato. Sì. E una visione diversa, cioè chiedendoci il perché di questa pressione rispetto a marzo, potrebbe anche essere, non so se lei possa essere d'accordo su questo, che c'è più la consapevolezza di avere il Covid, cioè adesso si sa perché fa il tampone, una volta non si sapeva, per cui c'era anche l'arrivare, o uno guariva, ma l'arrivare troppo tardi nell'ospedale, mentre adesso ovviamente uno chiede, sapendo che ci sono delle cure che possono essere fatte solo in ospedale, tipo il plasma o altre somministrazioni, chiaramente chiede di poter essere ospedalizzato. Però è anche vero che il turnover è abbastanza veloce, abbiamo molti dimessi anche oggi, per cui c'è questo ritmo. Quello che secondo me è il problema serio sono appunto i medici, il personale ospedaliero, i medici che sono carenti, però è anche vero che lei mi conferma, me l'aveva già confermato, che i tamponi vengono fatti dai medici. Ora, questo impegna, se noi abbiamo un numero, sempre per fare due conti, di così importanti tamponi, significa che noi abbiamo un numero elevatissimo di medici che sono impegnati quotidianamente a fare tamponi. Non è proprio così. Allora me lo spieghi? Perché da noi lo fanno molti operatori che non sono medici i tamponi. L'ultima volta che l'avevo chiesto mi aveva detto che il tampone molecolare anche no, ma il tampone rapido sì. Io l'avevo chiesto. No, questo. Forse mi riferivo ai medici di base che fanno il tampone rapido, ma nei nostri drive-in c'è un medico responsabile per le refertazioni, per sovrintendere, poi sono gli operatori che fanno. Ci sono gli operatori, però comunque è sempre il personale ospedaliero. È sempre personale distolto dall'attività. Esattamente, se noi facciamo il conto del monte ore rispetto ai tamponi, tanto per fare due numeri. Poco ma sicuro, se avessimo tutti i tamponcini lo faccio da soli avremmo risolto. Allora, appunto per questo, per guardare ad una visione, diciamo, di risposta a questo problema, io sono abbastanza d'accordo col collega che mi ha preceduto, perché effettivamente campagne ce ne sono state fatte, informative si fanno tutti i giorni, e invece bisogna trovare qualche risultato. Io la vedrei puntare molto 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 sui tamponi fai da te, cioè questa è non voglio ripetermi ogni giorno, ma l'ho detto anche ieri, cioè se ci fosse proprio un accanimento per portare avanti questa... Sì, però guardi, è un problema scientifico, nel senso che noi non possiamo accanirci. C'è uno studio multicentrico, adesso finiranno, immagino in giro di una settimana, 10 giorni, raccolgono i 2.000, 3.000, non so quanti siano tamponi che hanno fatto in doppio col molecolare, manderanno il plico a Roma per l'autorizzazione. Noi non è... bisogna capire che questa è una roba seria, non è che tu puoi andare lì e dire dai manda, fai, briga, io non so neanche cosa stiano facendo sinceramente, ma è giusto così. Certamente, ma da parte perché prima ha detto, mi sembra che questa cosa non sia stata presa in considerazione, l'ha detto prima. No, ma guardi, non c'era questo interesse. A me sembra rivoluzionario, ma le posso aggiungere anche un'altra cosa che è ancora più eclatante, che quando siamo partiti con i tamponi rapidi, che non sono i fai da te, che oggi fanno la parte del leone in tutte le sanità pubbliche, avete visto, noi ne facciamo 40.000 solo di rapidi in un giorno, sono quelli che ci danno tutti questi positivi. Anche allora noi, posso certificarvelo, abbiamo telefonato, scritto per poter avere la validazione, perché noi ci rendevamo conto che quella era una via di uscita, ma era luglio, in piena estate.
E alla fine sapete quando si sono decisi di certificarli? Voi non me lo ricordate più. Quando hanno deciso di far fare i tamponi ai turisti. A quel punto ho detto: come facciamo a fare il tampone in aeroporto e dirgli che torna dopo una settimana all'esito? A quel punto si sono accorti che avevano lo studio del Veneto con 11.000 tamponi fatti che diceva che funzionavano. Da quel momento tutta Italia i tamponi, tanto è vero che noi eravamo gli unici ad averli, che li avevamo comprati. Li abbiamo anche prestati. Era per questo che dicevo, siccome questa strada è stata battuta, cerchiamo di arrivare anche a questa seconda, perché altre strade non ce ne sono. Però se lei pensa, è nostro ruolo come amministratori stare qua tutti i giorni a parlare di tamponi, di validazioni, io immagino che dovrebbe essere un problema del mondo scientifico questo, ma si baruffa tutto il giorno. Grazie. Tosato aveva un'altra domanda, qualcun altro? Io avevo una domanda per lei, Presidente, e poi una per l'assessore. Sì, poi vi lascio per l'assessore. Sì, più che una domanda è un commento, una valutazione. Sì. Questa proposta, questa indicazione, questa linea guida dell'Unione Europea per vietare le messe di Natale in presenza. Non l'ho mica vista, sai. Allora, premesso che penso che ci siano altri problemi che sta lì a pensare alle messe di Natale da vietare, premesso questo, lo diciamo anche da comunità insomma, che ha delle profonde radici cattoliche, se non cristiane, anche chi è ateo ce le ha, perché comunque siamo figli di questa comunità. Premesso questo, c'è sempre il tema del tetto e delle fondamenta della casa. Il problema è l'assembramento. Allora, se la Chiesa crea un problema, vuol dire che devi chiudere da lì in su tutto quello che è assembramento. A casa mia funziona così. Mi sembra lo spot tipo delle piste da sci. Chiudiamo le piste da sci, dopo tutte le piazze piene. Però sinceramente, io non ho letto sta linea guida, però insomma, ho letto su una rivista scientifica a marzo che diceva che le celebrazioni religiose vanno vietate perché ci sono casi, al marzo la leggevo, mi ricordo più su che rivista straniera, scientifica, perché c'era storia scientifica di infezioni avvenute durante le processioni religiose. Cioè vado a vedere che processione piaceva, non so, la festa della Madonna, cioè a festa nel Sri Lanka con 10.000 persone, una roba del genere, cioè, nostre sono altre processioni, cioè sono altre celebrazioni. Quindi hanno paragonato quelle infezioni a cerimonie religiose che hanno tutt'altro tenore anche come popolazione e tutt'altra, diciamo, organizzazione, per cui insomma che l'Europa si occupi anche delle messe di Natale, ma evidentemente qualcosa non funziona in Europa. È poco rispettoso anche a dirti. Cioè. Prego, vi lascio in buone mani. Assessore Lanzarin, poi a vostra disposizione anche l'assessore Bottacin se serve, grazie. Ecco, Assessore, una segnalazione che arriva da operatori sanitari dell'ULSS 3. Loro affermano che hanno fatto che da un mese a questa parte non vengono sottoposti ai tamponi. Cioè dicono, un mese fa abbiamo fatto il tampone, poi ci hanno detto che saremo sottoposti nuovamente al tampone solo in presenza di sintomi. E questo noi abbiamo non le risulta? No, noi abbiamo un piano di operatori che lavorano dove? In ospedale? Operatori sanitari. Comunque il nostro piano di sanità pubblica prevede ogni 8 giorni gli operatori che sono a stretto contatto, quindi malattie infettive, terapie intensive, pronto soccorso, subintensive, eccetera. Ogni 20 giorni tutto il resto degli operatori. Non mi risulta che ci siano situazioni in cui non vengono fatti. Va bene, grazie. Altre domande all'assessore Lanzarin, all'assessore Bottacin? A questo punto ci congediamo. L'altro giorno ho detto li licenziamo, ma non mi è sembrato opportuno.
Si conclude dunque la conferenza stampa del presidente Zaia, subito un flash con i dati, sono 2.535 positivi in più in Veneto nelle ultime ore, 98 in più i ricoverati in area non critica, scende il numero dei pazienti in terapia intensiva, meno 9 nelle ultime 24 ore, ma purtroppo un nuovo record negativo sul fronte decessi con la giornata con la più alta mortalità finora registrato in questa seconda ondata, 107 le persone che hanno perso la vita in Veneto nelle ultime 24 ore. È tornato poi il Presidente sull'incidenza dei positivi, sul numero complessivo di tamponi, un quarto di positivi rispetto alla scorsa primavera, si trova dunque un quarto di positivi sul totale dei tamponi, ma è molto più alto invece il numero dei ricoverati in area non critica, e questo perché ha puntualizzato Zaia, continuano ad esserci situazioni di assembramento, non vi è il distanziamento sociale, non vi è il lockdown, e questo il fatto che non vi sia attenzione sulle distanze è la causa principale di questa impennata di ricoveri. Ha poi un po' parlato anche di alcuni punti che sono stati toccati oggi nell'incontro con il ministro Boccia. Vi sarà un nuovo incontro domani con il governo per definire ulteriormente quelli che saranno le misure inserite nel nuovo DPCM dagli impianti sciistici, ma soprattutto lo stesso Zaia nell'incontro con il governo ha chiesto che vi sia un intervento per evitare sugli assembramenti, quindi per evitare queste situazioni altamente pericolose. Questi insomma alcuni dei punti toccati, quello insomma di un patto sociale con i cittadini, perché dice da qui ad aprile non possiamo andare avanti a suono di DPCM e ordinanze. Poi naturalmente questa sera analizzeremo tutti i punti toccati dal Presidente Zaia in questa conferenza stampa. Adesso invece vado subito a collegarmi con l'ospite che vedo già sul monitor, lo ringrazio per l'attesa, Mauro Cazzaro, Presidente ANCE Padova. Buongiorno Presidente, benvenuto. Buongiorno a lei. Allora Presidente, è proprio di ieri la notizia, la richiesta che arriva dall'ANCE nazionale in merito al superbonus, al bonus del 110%, perché vi sia una proroga, perché venga ufficializzata una proroga a fine 2023. È ritenuto indispensabile questo perché il superbonus davvero rappresenti un rilancio per l'economia italiana. Assolutamente sì, esatto. Al di là delle aperture o delle promesse del governo c'è la necessità che questa norma venga prorogata, perché dal punto di vista operativo, pratico, non ci sono assolutamente i tempi perché vada in moto. Voi dovete immaginare, è una norma datata quest'estate, giugno, luglio, c'è stata una fase molto complessa di interpretazione dei vari regolamenti, anche dal punto di vista di cessione del credito, chi li prende, le banche, la disponibilità e quant'altro, e adesso quella cosa è stata in qualche maniera chiarita. C'è un grande problema che è quello burocratico, ci dobbiamo confrontare con degli uffici che lavorano in smart working, anche un altro argomento abbastanza, come dire, caldo, e di conseguenza su un sistema che già di per sé ha delle pratiche con tempi lunghi, non ci permette sicuramente di caratterizzare, diciamo, delle opere che poi devono, con la norma attuale, essere assolutamente completate entro fine 2021. Direi che la cosa è utopica, a dir poco utopica. Di conseguenza, se non c'è una proroga dei tempi, rischiamo di avere una assoluta inefficacia del provvedimento. Allora Presidente, ci fermiamo un secondo solo, abbiamo il meteo, poi la pubblicità e poi torniamo a parlare di superbonus ma anche di smart working. Restate con noi tra pochissimo. Il tuo dono può essere prezioso, pensaci. Bentrovati al meteo. Pressione in calo, arriva una perturbazione, tempo dunque in graduale peggioramento e clima freddo. Il dettaglio di martedì 1 dicembre.
sul Veneto inizialmente sarà stabile con ampie schiarite soleggiate. Dal pomeriggio però la tendenza sarà per un aumento della nuvolosità a partire da ovest. Precipitazioni in genere assenti, non si esclude però qualche debole piovasco sulle zone occidentali in serata. Temperature come detto in calo, minime tra meno 5 e 2 gradi, valori massimi compresi invece tra i 6 e gli 8 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo un ampio soleggiamento, bel tempo, cielo coperto però con il passare delle ore, tuttavia senza piogge associate. Temperature minime sotto lo zero, massime sugli 8-9 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui il cielo sarà via via più nuvoloso a partire dal pomeriggio, con neve a bassa quota sui confini alpini. Temperature minime intorno a meno 6 gradi, massime invece sui 4-6 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Rieccoci in diretta per parlare con il presidente di ANCE Padova, Cazzaro. Abbiamo parlato di questa necessità di prolungare il bonus del 110% perlomeno 2023 perché si abbiano i risultati necessari. Che peso sta avendo questo super bonus e quante sono state le richieste? È una misura che, come si pensava alla vigilia, ha dei risultati? Allora, dobbiamo capire, ad oggi i risultati sono pressoché a zero, per cui riteniamo che l'incidenza di questa norma nei nostri bilanci del 2020 sia nulla. C'è molto interessamento, moltissimo interessamento, molta confusione, ed è per questo che servono tempi ben diversi da quelli che sono stati prospettati. C'è un'altra criticità che è emersa in maniera pesantissima. L'applicabilità della norma parla, per poter essere operativa, anche di che i fabbricati su cui si interviene abbiano una conformità urbanistica, una regolarità urbanistica. Purtroppo ovviamente parliamo di fabbricati che hanno una certa età, 50-60 anni, e molto spesso troviamo delle piccole difformità per cui non c'è una perfetta coincidenza tra quello che è stato approvato, ancorché i documenti siano disponibili, e quello che è lo stato di fatto ad oggi. E qua l'asino cade, nel senso che c'è una legge che la Regione ha fatto, la 50 del 2019, che andava a sanare e trovare un sistema di regolazione di questi piccoli difformità urbanistiche, che regolarmente è stata impugnata dal governo centrale. Siamo in Corte Costituzionale e di conseguenza sembra proprio che non avrà vita facile e comunque breve. Di conseguenza un altro argomento importantissimo è poter mettere in piedi dei chiarimenti per cui, anche se io ho una finestra spostata o una differenza di 20 cm sull'altezza del tetto, non mi renda di fatto impossibile applicare il bonus del 110. Questo è un altro tema molto molto importante che può diventare devastante sull'applicazione. Perché addirittura devastante? Perché di fatto la prima cosa per poter avere una qualsiasi tipo di concessione è documentare la regolarità urbanistica dell'immobile su cui io richiedo di poter intervenire. Se questo immobile, come ho appena detto, comincia a avere una storia di parecchie decine d'anni, non sempre le documentazioni disponibili né in mano al proprietario né tantomeno in mano alle amministrazioni sono tali da poter risalire a una possibilità di dimostrare chiaramente la conformità, ancorché parliamo non di fabbricati abusivi, non facciamo confusione, questi vanno sanzionati, non è quello il tema è di piccole difformità rispetto a quanto era stato progettato a suo tempo. Ricordiamoci che 60 anni fa il modo, le norme, il sistema di fare erano molto molto diversi, e non ritengo che ribadisco, differenze minime 10 o 20 cm di altezza sul fabbricato o una finestra spostata possono essere per questo motivo di bloccare una procedura di questo genere. Quindi sarebbe necessario in qualche modo mettere mano al provvedimento? Sì, allora ribadisco, la Regione Veneto ha già emesso una norma
che è la 50 del 2019, che però è stata impugnata in Corte Costituzionale dal governo centrale, per cui non so se riusciremo a portarla fuori. La cosa abbastanza ridicola è che una norma simile è già presente e applicata e tranquilla in Emilia-Romagna e non capiscono perché ci siano due pesi, due misure. Non voglio andare oltre sull'argomento perché forse è un sistema che anche su altre situazioni ci vede un attimo penalizzati con i nostri vicini romagnoli. Questa cosa deve essere chiarita e deve essere affrontata rapidamente a livello romano, perché Venezia quello che poteva fare l'ha già fatto, non penso ci siano altre carte che possono giocare. Presidente, lasciando per un attimo il super bonus, o meglio, collegato in qualche modo, perché comunque il super bonus ha permesso di avviare anche dei cantieri che magari senza non sarebbero stati messi in piedi. Com'è la situazione sul fronte cantieri? Sappiamo insomma che spesso i lavori si bloccano perché tra i lavoratori viene individuata una positività e questo comporta naturalmente poi un monitoraggio anche dei lavoratori che hanno lavorato a stretto contatto con questo positivo. È un problema? State verificando insomma che ci sono situazioni delicate in tal senso? Allora, diciamo che assolutamente le procedure che applichiamo sono strettissime. Ritengo che l'ambiente di lavoro, il cantiere in specifico, sia molto più sicuro che in famiglia, tanto per essere molto chiari, perché ovviamente abbiamo controlli giornalieri su tutte le persone. Se si rileva una positività abbiamo una convenzione con degli istituti per poter eseguire i tamponi in assoluta rapidità e ovviamente le squadre vengono messe in preventivo isolamento. Da quel che mi risulta i casi sono molto pochi dal punto di vista, come dire, dei miei cantieri, cioè degli associati e quant'altro. Comunque diciamo che le imprese hanno messo in piedi una serie di procedure e attenzioni, misura delle temperature, la possibilità di viaggiare separati, insomma ci sono tutte queste norme che sono state bene o male codificate che vengono comunque diciamo assolutamente osservate in aiuto a rispondere a quella che è la situazione attuale. Diciamo che abbiamo dei maggiori costi, degli oneri sicuramente, ma il cantiere di per sé non è un luogo pericoloso, perché al di là che io stia facendo un restauro e metto 4 persone dentro su un appartamento chiuso, ma mediamente i nostri cantieri sono all'aria aperta, sono molto, diciamo, le zone, i momenti pericolosi sono forse, non so, lo spogliatoio piuttosto che la mensa, piuttosto che il viaggio, ma questo vengono assolutamente gestiti, per cui non è un problema. Ribadisco che secondo me le pericolosità non sono nei luoghi di produzione, nelle industrie, nelle imprese. Noi andiamo a trovare le difficoltà, i problemi in quella che è la vita sociale normale, non tanto nelle attività produttive, perché sono soggette a modi e regolamenti molto stringenti e nessuno vuole rischiare di bloccare una produzione per non essere diciamo sul pezzo. Questo è il tema. Ecco, infatti lo ha proprio detto lei, dopo il lockdown, quando si è tornati, quando le attività hanno ripreso, molti temevano che proprio le aziende, i cantieri potessero essere focolai. In realtà poi, al di là di qualche episodio isolato, di qualche realtà isolata che fortunatamente poi si è risolta, abbiamo visto come il mondo del lavoro non abbia presentato un pericolo, proprio perché le aziende si sono attrezzate e hanno adottato tutte le misure necessarie. Sì, assolutamente, anche perché le misure che noi adottiamo sono codificate, sono registrate, abbiamo dei responsabili sull'argomento, non è che sia una cosa lasciata al caso, proprio no. Di conseguenza io ribadisco, in edilizia sicuro, ma proprio per le caratteristiche nostre siamo all'aria aperta, di conseguenza la cosa è abbastanza, no, è palese. Ma comunque in generale mi sembra proprio di ribadire che il problema non è sulle attività produttive. Le nostre aziende sono, insomma, abbiamo belle aziende, non abbiamo problemi nel tenere in linea tutti i provvedimenti che servono per garantire la salubrità e la salute dei nostri ragazzi, su questo sicuramente. Purtroppo poi, diciamo, poi fuori del cantiere o fuori del capannone, là non possiamo sapere come gira e di conseguenza diventa un po' più difficile. Di sicuro i nostri vengono controllati tutte le mattine assolutamente e hanno l'indicazione che se hanno qualche alterazione di non presentarsi neppure in cantiere. Di conseguenza da questo punto di vista qua
direi che non vedo segnalazioni particolari. Di sicuro nel cantiere, per quel che mi risulta, non abbiamo nessuna segnalazione anche da parte di INAIL di situazioni di focolai che si creino nell'ambito dei cantieri, proprio no. Presidente, sul fronte invece smart working in pubblica amministrazione, quali sono le problematiche evidenziate? Guardi, io faccio molto semplicemente una considerazione. Nel nostro mondo, il mondo delle costruzioni in generale, ma è molto allargata questo ragionamento che faccio, comunque abbiamo la necessità di confrontarsi con un sistema burocratico che è molto 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 complesso. E di conseguenza comunque anche in momenti non di pandemia i tempi e le iterazioni con gli uffici pubblici di vario genere, sia da quelli comunali via via fino a quelli statali, non sono facili, sono complessi, sono molto, molto lunghi. Adesso lei immagini su questa situazione già di per sé con altissima criticità di inserire il tuo famoso smart working, che secondo me è già un termine abusato perché non si parliamo di smart working, parliamo di telelavoro. Di sicuro il personale della pubblica amministrazione che deve affrontare questa forma nuova non può essere lasciato là con un computer a casa, ci servono procedure, servono modi e soprattutto serve mettere in piedi un sistema che permetta a noi utenti, noi imprese e anche ai privati di interagire con chi sono i nostri referenti, perché abbiamo già moltissime pratiche che vengono caricate sul portale, ma ovviamente le precisazioni, il concordare il come, eccetera, ci deve essere, per cui purtroppo dobbiamo dire che è stato uno scollamento, purtroppo, colpa Covid e colpa anche una carenza di organizzazione, perché non basta dire lavorate da casa, bisogna dire come. Quello è il tema, mi segue, per cui noi rischiamo veramente... Presidente, eravamo impreparati come tecnologie, come preparazione ad una cosa del genere. Sì, tutto sommato le tecnologie diventano tanto semplici. Io lei invece di venire per trovare in studio, sono qua nella sala riunioni e sono a posto, non c'è problema, stiamo facendo lo stesso il nostro lavoro. Cioè diciamo che questa situazione ci ha insegnato a utilizzare molte tecnologie, tanto è vero, guardavo delle statistiche proprio ieri. L'Italia dal punto di vista tecnologico come utilizzazione dei sistemi è scalata di 5-6 gradini in Europa rispetto a prima. Siamo ancora lontani dai paesi nordici, Finlandia, Danimarca, Norvegia, eccetera. Però abbiamo fatto un buon passo in avanti, per cui siamo stati costretti. No? Ho paura che la stessa cosa non avvenga nell'ambito di rapporti nostri con le pubbliche amministrazioni. Faccio un esempio molto pratico. Io mi muovo, faccio metà chilometri che facevo prima, però è ovvio, se mi confronto con un architetto oppure con un gruppo di progettazione via Zoom, via Google, non importa cos'è questa cosa, no? Condividiamo lo schermo, possiamo lavorare praticamente come fossimo attorno a un tavolo e anzi direi che addirittura un certo tipo di comunicazione è addirittura migliorata perché ci siamo tutti organizzati in questa maniera. Non posso dire la stessa cosa di quella che è invece il nostro rapporto con quelli che sono i nostri referenti abituali di tutte le pratiche, 1,5 milioni di pratiche che dobbiamo in qualche maniera espletare per mandare avanti il cantiere. Sia questo un cantiere privato, sia questo un appalto pubblico, per cui da questo punto di vista qua non serve essere dei ingegneri nucleari per capire che se il problema non viene affrontato rapidamente andiamo verso una paralisi del sistema. Cioè la burocrazia, diciamo che il lavoro a distanza ha aggravato un sistema burocratico già di per sé pesante. Assolutamente, in poche parole la situazione è proprio questa. Tenga presente che io non sto criticando la professionalità di chi ho davanti negli uffici pubblici, anzi, dico che vanno messi in condizioni di essere efficienti ed efficaci, questo è il tema, assolutamente. Anche perché insomma, vista la situazione, probabilmente si andrà avanti con questo sistema ancora per molti mesi purtroppo, perché la pandemia non accenna, sì, diciamo che la situazione migliora, ma migliora molto lentamente, per cui bisognerà attrezzarsi per essere pronti laddove vi sia necessità anche in futuro. Sì, ecco, se mi permetti di precisare la cosa, noi pensiamo sempre che passata la Befana siamo a posto, allora parliamoci chiaro, non è così. Questa situazione ci accompagnerà abbondantemente per tutto il prossimo anno,
perché al di là della disponibilità o meno di vaccini e che ci siano le vaccinazioni e che questa vaccinazione sia eseguita in quantità tale da poter alterare veramente la curva, ok? Qua ragazzi, ma non finiamo né nella Befana né a Pasqua. Allora il sistema, con la compressione che ha avuto in questi mesi del 2020 sui fatturati, non può reggere altri 6, 7, 8, 9 mesi di contrazioni, di fatturato, di complicazioni, di cantieri che si fermano per motivi burocratici, di mancanza di lavoro, di operai che dobbiamo fermarli perché precauzionalmente dobbiamo tenerli in osservazione. Mi seguite? C'è un insieme di situazioni che, se non mettiamo in moto l'intelligenza italiana, qua non so bene come vada fuori. Mi segue il ragionamento? Assolutamente sì, è stato molto chiaro, Presidente. Ci auguriamo insomma che si rifletta su questo, si trovino delle soluzioni quanto prima. Grazie davvero al Presidente di ANCE Padova, Mauro Cazzaro, e torneremo con lei a fare il punto nuovamente della situazione a breve. Grazie Presidente, buon lavoro e buona giornata. Grazie. Buona giornata a lei, arrivederci. Noi ci fermiamo ancora per qualche istante di pubblicità, tra poco. Dicono di essere se stessi, ma quando poi ci riesci, ridono di te. Ehi, sono Massimo, ho 17 anni, 10 mesi e 4 giorni. Sono preciso nelle cose che non riguardano il mio fisico, il mio peso. Mangio sempre e non resisto, gli altri sfottono di gusto. Mia madre dice che sono grasso perché mio padre è scappato e questo non l'ho digerito. Cosa ne sanno gli altri dei miei problemi, dei desideri? Dicono di essere se stessi, ma quando poi ci riesci, ridono di te. Ora basta, io li guardo in faccia e butto a terra ogni mia insicurezza. Ora basta, ormai non mi interessa, ascolta la mia voce. Sono Jessica, mi vedi in piedi ma sto male, sono anoressica. Questa canzone è intitolata Ridono, è una canzone che racconta la storia di questi due ragazzi e del bullismo alle volte che può prendere vita anche sotto forma di qualche presa in giro, magari è così lanciata lì per il corpo, per un corpo che non risponde agli stereotipi che tutti siamo abituati a vedere, magari per qualche chilo in più, per gli occhiali, perché magari un ragazzo o una ragazza è un po' più goffa. Autore, cantante di questa canzone è Emanuele Conte. Buongiorno Emanuele. Buongiorno a tutti. Le storie raccontate sono le storie di Massimo e la storia di Jessica, una ragazza che soffre di anoressia, ed è la storia di Anna Berti. Buongiorno Anna. Buongiorno. Allora Emanuele, io inizio da lei. Una canzone che nasce perché? Ma allora Ridono nasce nel 2019, quindi un anno fa, in collaborazione con la mia ex scuola superiore, che è il Duca degli Abruzzi. Era più o meno questo periodo, a dicembre, dove mi fu proposta appunto il poter partecipare a un progetto che prevedeva una sorta di sensibilizzazione nei confronti degli studenti, ma anche dei genitori stessi, sulla tematica del bullismo. Allora io appunto tramite questa proposta, questa possibilità, per la prima volta mi è venuto in mente di comporre questa canzone, che in realtà vuole che io stesso prendessi parte al progetto, che non mi sentissi diverso, non mi sentissi in qualche modo più bravo di altre persone, anche perché in qualche modo questa insicurezza nelle mie capacità, nel mio fisico, l'ho avuta anch'io. Quindi nasce un po' da questo, e nel 2019 l'ho fatta sentire per la prima volta ai ragazzi, e finalmente adesso poi è uscita per tutti, ecco. È uscita qualche giorno fa in anteprima mondiale, e io ho parlato di un bullismo che
a volte noi siamo abituati, quando si parla di bullismo, a pensare alla violenza, per cui magari la spinta, il pugno, alle volte però il bullismo si verifica anche in forma prolungata, appunto con la presa in giro, con la battutina che diventa però sempre più pesante perché poi portata avanti nel tempo. È questo un po' che viene raccontato in questa canzone, Emanuele? Sì, certamente, ed in effetti mi piace chiamarlo bullismo silente, no? Quello dove non emerge, come ha detto bene lei, con un pugno, con uno schiaffo. Quello assolutamente non va bene, ma ancora di più anche il fatto di tutti quel tipo di commentini, il fatto di dire quello ha qualche chilo in più, quindi non ci sta nel nostro gruppo, lo prendiamo in giro, la battutina, e è da lì che partono poi tutti i problemi, tutte le insicurezze, no? Soprattutto in un'età come quella degli adolescenti, delle superiori, dove già le sicurezze cominciano a crollare, no? Quindi parte proprio da qui. Una canzone non di condanna, ma di speranza, per lanciare un messaggio di speranza ai ragazzi vittima di queste forme, perché c'è la possibilità di uscirne. L'importante è essere consapevoli di essere vittima e raccontarlo, non tenerselo per sé, raccontarlo ai genitori, raccontarlo insomma agli adulti, ma è anche un messaggio, mi permetta di dirlo, anche verso le famiglie di chi si rende responsabile di questi episodi, perché spesso da genitore uno non pensa che il figlio possa essere in grado di portare avanti certe azioni, e invece è bene aprire gli occhi e rendersi conto che anche il proprio figlio potrebbe essere protagonista in negativo di questi episodi di bullismo silente, come lei lo ha chiamato. Assolutamente, ancora di più quello che cerco un po' di dire anche io in questa canzone è una proposta che faccio ai ragazzi che in qualche modo si sentono anche vittima di questo, cioè di scegliere bene le persone con cui stare, le persone che non ti giudicano per quello che sei, ma che ti vogliono bene perché sei tu. Allora, abbiamo detto che in questa canzone sono raccontate due storie, quella di Massimo, che è interpretato da Francesco, giusto? Mi corregga se sbaglio i nomi. No, Francesco Califano, trevigiano, sì. Insomma, dove vediamo insomma questo corpo, un corpo normale che però può essere al centro delle prese in giro. E poi c'è la storia di Jessica, è la storia di Anna. Anna, tu hai 20 anni e stai combattendo contro l'anoressia, la malattia, perché tu dici: quando ho capito che era una malattia e l'ho chiamata come tale, mi sono messa di fronte alla realtà. Da quanti anni combatti con l'anoressia? Sono 4 anni e infatti il mio obiettivo era quello di sconfiggere un po' questo tabù, questa vergogna che spesso si ha. E infatti ho colto la proposta di Emanuele di partecipare al video, e perché volevo provare a me stessa che non bisogna vergognarsi, il primo passo è parlarne, e teoricamente anch'io dicevo ok, non me ne vergogno, però provarlo realmente, mettersi in gioco è stato diverso, è stato più forte, e quindi sono anche contenta di aver preso parte. Anna, lei dice l'anoressia ha delle conseguenze sul fisico molto pesanti, non c'è solo la perdita di peso, quello è l'inizio, però poi il corpo soffre molto. Come soffre il corpo dalla sua esperienza? Infatti le persone all'esterno magari associano anoressia a perdita di peso, in realtà si perde molto altro, ovvero tutte le amicizie, non si coltivano, non si ha interesse. Si perde anche, ad esempio, il fisico non riesce più a reggere, non è più forte come una volta. Infatti ho dovuto lasciare lo sport che è la pallavolo, che praticavo da tanti anni, 9 anni. E mi ricordo che a una partita stavamo giocando e non sono riuscita a prendere un pallone semplice, e da là mi sono accorta che qualcosa non andava, che il mio fisico non rispondeva più. Infatti si perdono anche i capelli, si ha tantissimo freddo perché il sangue ovviamente non
non circola bene. Infatti mi ricordo che a scuola, se c'era un termo, io mi piazzavo là e stavo là. E poi anche una serie di altre cose, come ad esempio il battito del cuore rallenta, ed è per questo che è una malattia che porta al ricovero. Non è uno scherzo che uno dice ok, perdo quei chili in più e poi tutto come prima. C'è bisogno di un ricovero, e forse questo aspetto che è poco conosciuto, perché c'è bisogno di una struttura che ti guidi, di un ospedale che ti sia dietro, quindi è una vera e propria malattia. Lei è stata in ospedale? Sì, sono stata ricoverata per 5 mesi in una comunità di Portogruaro, e i primi 10 giorni di ospedale avevo la flebo attaccata, perché porta anche alla disidratazione, ovviamente mangiando meno, non bevendo. E dopo, man mano che riesci, qualcosa migliora, ho iniziato il percorso in comunità 24 ore su 24, dove sei controllato durante i pasti, durante tutte le attività, e quindi anche là è una sorta di prigione dove fai difficoltà ad uscire, magari ti mostrano la via d'uscita, però tu non capisci, infatti gli altri sono il tuo primo nemico, e anche i familiari inizi ad odiarli perché loro vogliono che tu cominci a mangiare, ti obbligano ad andare a certi incontri con psicologi e tu li detesti. In realtà dopo capisci che sono loro che ti vogliono aiutare, sono tuoi amici, tuoi alleati, assolutamente non vogliono il tuo male. Anna, io devo fermarmi un attimo per la pubblicità, ma poi torniamo a parlare proprio della sua vita in comunità, perché lei ha raccontato degli episodi davvero importanti che vanno riportati anche a chi ci sta guardando. Qualche minuto di pubblicità e poi torniamo a parlare insieme ad Anna e ad Emanuele. Rieccoci in diretta, stavamo parlando insieme ad Emanuele Conte, autore della canzone Ridono, insieme ad Anna, una delle protagoniste raccontate in questa canzone, della sua lotta contro l'anoressia. Anna, lei stava parlando dell'esperienza in comunità, e c'è un aspetto che mi è rimasto impresso e che mi ha emozionato, quando lei racconta delle telefonate a casa con la famiglia. Sì, sono forse i momenti che più ricordo, perché i primi giorni intanto decidono, insomma, i medici se puoi chiamare a casa, perché ovviamente durante il giorno non si ha il telefono, perché a volte ritengono che sia un trauma, che non si è ancora pronti. E infatti le chiamate con i miei genitori erano sempre uno sfogo continuo, erano le uniche persone a cui potevo sputare fuori tutto il male che avevo, e una volta messo giù il telefono ti penti di aver chiamato, perché dici potevo risparmiare questo dispiacere, perché 5 mesi lontana da casa sapevo che il primo pensiero, insomma, ero io e non volevo fargli preoccupare ulteriormente, però non avendo nessuno erano le uniche persone. Di solito sono sempre le persone che ami di più, quelle che durante la malattia ferisci di più. Non so perché, però è così. Quanti anni? Lei ha compiuto 16 anni in comunità? Sì, mi hanno fatto una festa a sorpresa. Le ragazze in comunità mi hanno portato una torta di carta, perché ovviamente il menù era tutto strutturato da esterni. E dopo, una volta arrivata in ospedale dove dormivo, c'erano mia sorella, le mie amiche, i miei cugini, e là è stato un bel momento. Dopo però c'è sempre il sentirsi in colpa per avergli fatto passare una festa in un ospedale senza rinfresco, senza niente, perché per non mettermi in difficoltà c'erano poche cose. Il concetto di senso di colpa ritorna spesso quando lei parla, ed è anche un senso di colpa che spesso si associa, quando si parla di anoressia, al rapporto con il cibo. È così? Sì, sicuramente a volte il cibo viene evitato perché sappiamo che ci fa stare male il non mangiare, però
ci fa stare più male il senso di colpa che avremo dopo, in seguito ad aver mangiato. Quindi tra i due mali si sceglie quello, tra virgolette, minore, e quindi il resistere alla fame piuttosto che provare un senso di colpa per tutto il giorno, in ogni momento. Io ricordo che quando stavo male, andavo ancora a scuola, mi svegliavo la mattina, non vedevo l'ora che arrivasse sera per andare a letto, mi svegliavo di nuovo, non vedevo l'ora che fosse finita la giornata, perché non hai più voglia di vivere. Forse è scontato da dire, nel senso, tante volte hai un attimo di tristezza, si dice non ho voglia di vivere, che invece là è veramente un aspettare che venga il domani che venga dopodomani, ed è stancante. Posso chiederle che peso ha raggiunto, il peso più basso che ha raggiunto? 41,5, e là diciamo conta molto il BMI che si raggiunge, infatti è considerato sottopeso da un 17,5, sottopeso grave. Io ero arrivata a 14 se non sbaglio, e si fa presto a perdere peso perché uno si impunta e sei testarda, e in quello ce la fai, lo perdi. Dopo ritornare su è molto molto difficile, ci vogliono mesi. Ogni piccolo risultato è scandito da ok, ti do il permesso di uscire dopo spuntino, dopo ok, vai fuori a fare spuntino con i tuoi, vai a dormire a casa, e sono piccoli passi. Un messaggio che si sente di lanciare alle ragazze che come lei stanno portando avanti questa importante battaglia contro la malattia? La cosa più importante secondo me, è che si fa fatica a capire quando si è accecati, insomma, vedi solo la malattia, è di affidarsi a chi ti vuole aiutare, che sicuramente non vogliono farti diventare un pallone, vogliono solo che tu mangi, ma in realtà vogliono il tuo bene, quindi quello di fidarsi e lasciarsi guidare. Come sta andando questa guerra contro l'anoressia? Allora, finalmente è un bel periodo per me, nel senso sono contenta, seguo comunque sempre più o meno una volta al mese, vedo una psicologa, una dietista che insomma mi chiedono come va, tengo monitorato, però va molto bene, ho iniziato scuola, lavoro, quindi sono contenta, si può fare, sì. Emanuele, lei con la sua canzone è tra i 10 finalisti di un contest tra i più importanti a livello europeo, che ha visto oltre 700 proposte da tutta Italia, 700 canzoni. Sì, per me è già un regalo questo, perché è nato un po' per gioco. Io non conoscevo questo importante premio Musica contro le mafie, e ci siamo iscritti un po' per scherzo e ci siamo classificati alla fine terzi di tutte queste 700 proposte. E poi a dicembre ci sarà la finale, ecco, vedremo come andrà. Però anche adesso ascoltare Anna, avere la possibilità di portare anche a tanta gente questo messaggio, è per me già un regalo grande, perché credo sia ancora più importante che siano direttamente i giovani che parlano dei disturbi alimentari, che provino in qualche modo a lanciare un messaggio di sensibilizzazione. La canzone, tra l'altro, oltre a essere in finale, sposa una petizione per chiedere proprio che i disturbi alimentari possano essere classificati come malattie che necessitano di livelli essenziali di assistenza da parte delle regioni. Quindi io non me lo sarei mai aspettato che questa canzone, dove è ancora più difficile, no? Non avendo vissuto questa malattia, riuscire a pesare bene le parole, a non entrare troppo nella parte tecnica perché non sono preparato, e avere un grande rispetto di questo, lanciando comunque un messaggio. Già così io davvero sono contento, e poi vedremo come va questa finale, ecco. Anna, l'ultimissima battuta con lei. Lei non conosceva Emanuele, anche perché Emanuele ha descritto il personaggio di Jessica prima di conoscerla, quindi il destino vi ha fatto incrociare. E quando ha sentito la sua storia in qualche modo interpretata da questa Jessica, che cosa ha pensato?
pensato che sarebbe stato difficile immedesimarmi, nonostante io l'abbia provato in prima persona, perché anch'io sinceramente non avevo mai parlato ad altri, insomma, spiegato la situazione, e quindi farlo vedere è stata una sfida, ma sono stata contenta di aver preso parte, quindi ancora grazie Emanuele. Rieccoci in diretta. Prima di salutarci, uno sguardo rapido all'esito del sondaggio che vi abbiamo presentato ieri sera nel corso dei nostri telegiornali e poi anche a Ring. Vi chiedevamo: Cenone e Natale senza parenti? Il 58,1% risponde sì. Dunque, nonostante le tradizioni, nonostante la voglia di stare insieme, il 58,1% dice sì senza parenti alle festività, e questo per una ragione di sicurezza. E vi ricordo poi che questa sera torna a partire dalle 21:15 in diretta su Antenna 3 Ring con tanti ospiti. Siamo in chiusura, vi lascio naturalmente alla programmazione di Antenna 3, questa sera alle 18:30 le edizioni serali dei nostri telegiornali. Arrivederci.